Buongiorno e ben ritrovati. Eccoci allora all'inizio di questa maratona elettorale, come abbiamo anticipato anche nei giorni scorsi, appena terminata con Daniela Sizia la prima edizione. Ci concentriamo da adesso in poi verso le elezioni comunali. Manca 24 minuti circa alla chiusura delle urne. E quindi verso le 15, insomma dalle 15 in poi potremo parlare ampiamente di tutto e di più, ma nel frattempo cominciamo un po' a ragionare su queste elezioni amministrative che in Veneto coinvolgono 84 comuni. Ci sono anche comuni molto importanti. Fra poco vedremo anche subito la tabella delle affluenze e ci collegheremo subito anche con i nostri primi inviati, cioè Lina Paronetto e Simone Melo, che si trovano a Conegliano. E vi racconto quello che succederà da qui in poi, quindi andremo avanti non stop fino ai nostri telegiornali. Poi ci saranno i telegiornali del Veneto, di Venezia e di Treviso, nei quali ovviamente ci saranno tutti i collegamenti, gli aggiornamenti sulle elezioni. Poi riprenderemo con questa maratona dalle 20 alle 21:15 circa, dopodiché la maratona si trasformerà in ring e quindi con altri ospiti e ancora collegamenti, come faremo in tutta questa giornata, potremo tirare un po' le fila delle elezioni amministrative 2021 in questa doppia giornata del 3 e del 4 ottobre. Presento subito gli ospiti e poi vado ai collegamenti. Allora, Riccardo Barbisan, Lega, buongiorno. Buongiorno a tutti. E Stefano Pelloni, Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora vi ricordo, siamo ancora in silenzio elettorale, quindi dobbiamo insomma restare un po' vigili su quello che diremo, poi potremo essere un po' più liberi dalle 15 in poi. Allora faccio aspettare un secondo i miei ospiti perché vedo già collegata Lina Paronetto da Conegliano. Ricordo, seguiremo ovviamente tutti i comuni del Veneto, 84 in tutta la nostra regione, gli occhi puntati ovviamente su Chioggia, il comune più grosso, diciamo, con un maggior numero di popolazione che va al voto, e ci sarà la nostra Ilaria Marchiori a seguire Chioggia, poi Conegliano, nella Marca trevigiana anche Montebelluno, Oderzo, Villorba e altri 4 comuni, e poi nel Padovano importanti comuni al voto come Este, Albignasego, Cittadella, e nel Veronese San Giovanni Lupatoto, ma poi vi racconteremo anche di quanto accade nel Bellunese, nel Veronese e nel Rodigino, e quindi avremo un quadro completo della situazione. Lina Paronetto, subito a Conegliano, occhi puntati nella Marca sul comune che va al voto dopo il commissariamento. Allora, come sta andando? Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori e ai tuoi ospiti naturalmente. Siamo con Simone Merlo all'esterno di uno dei seggi. Vedete che c'è un via vai degli ultimi ritardatari, potremmo chiamarli, perché sappiamo che le urne sono aperte fino alle 15 per votare il nuovo sindaco della città di Conegliano, e abbiamo visto appunto una bella affluenza dell'ultimo minuto, quindi il dato sarà interessante, quello delle 15, per capire se si è andati oltre ai numeri a cui ci eravamo fermati ieri sera. Ricordiamo che non è registrata l'affluenza delle 12, quindi aspettiamo di capire alle 15 su che percentuale di votanti si fermerà questo territorio, come gli altri naturalmente, al voto oggi. Ricordiamo magari quella che è stata l'affluenza di ieri nella città di Conegliano. Alle 12 aveva votato il 14,16% degli aventi diritto, alle 19 il 34,67%, ieri sera alle 23 ci eravamo fermati al 41,85%, quindi percentuali piuttosto basse per delle elezioni amministrative. Chiaro, sono delle amministrative che hanno subito anche dei rinvii di data, tutta una serie di vicissitudini, ma parliamo anche di un comune che è commissariato da circa un anno e quindi ha necessità di una nuova amministrazione comunale. Nella scorsa tornata elettorale l'affluenza era stata del 51,59%, quindi piuttosto bassa rispetto a dati storici che elezioni comunali precedenti avevano avuto. Che ci sia una disaffezione generale anche al voto locale è abbastanza evidente, però va anche ricordato che nella scorsa tornata elettorale il dato che vi ho detto era il definitivo, si votava in una sola giornata. Adesso vedremo se dal 41,85% di ieri sera, con questi ultimi ritardatari, con l'intera mattinata di voto, si è potuti andare oltre. Ricordiamo, senza naturalmente citare nessuno per ora, poi tra una ventina di minuti
quando le urne saranno chiuse potremo ricominciare a parlare di nomi e di liste. In corsa a Conegliano ci sono 5 candidati sindaco, 10 liste che li supportano, quindi una mobilitazione piuttosto interessante. Naturalmente ricordiamo che se nessuno di loro supererà il 50% più 1 dei consensi si dovrà ricorrere al ballottaggio che è già fissato per il 17 e 18 ottobre prossimi. Quindi Conegliano potrebbe vivere altre 2 settimane naturalmente di campagna elettorale, questo lo staremo a vedere. Noi contiamo, vista anche appunto l'affluenza non massiccia e lo spoglio che comincerà subito alle 15, di avere nel giro insomma di un paio d'ore, 3 ore già una visione di quello che è l'andamento dello spoglio, della situazione. Poi noi da qui siamo davanti al seggio delle scuole elementari Kennedy nel quartiere di Monticella, un quartiere piuttosto popoloso di Conegliano. Infatti vedete che c'è un continuo via vai, anche se mancano poche manciate di minuti alla chiusura dei seggi. Poi ci sposteremo con Simone in zone più centrali, anche nelle sedi elettorali dei candidati, per vedere direttamente da loro anche che aria si respira. Loro che poi con i rappresentanti di lista che parteciperanno allo spoglio saranno probabilmente quelli che avranno per primi il polso della situazione ai seggi e quindi dell'andamento del voto. Questo per ora. Se hai altre domande siamo qua, Nicola. Così un report visivo, diciamo, da cronista, da quello che hai potuto vedere da quando sei lì, il via vai, dicevi, di elettori, insomma, c'è secondo te il sentore che si possa aumentare la percentuale di affluenza, anche se ovviamente è un posto può essere soltanto indicativo, però ecco, da quello che hai potuto vedere? Ma senza dubbio, da quando siamo arrivati qui una mezz'oretta fa, il via vai, ripeto, è stato continuo sia da parte di giovani che da parte di anziani, famiglie, per cui insomma che ci sia la volontà senza dubbio di votare fino all'ultimo minuto c'è, quindi credo che ci sarà senza dubbio un aumento di questa percentuale dei votanti. Va anche detto che con 5 candidati in campo e 10 liste c'è una mobilitazione di un certo tipo, insomma c'è una mobilitazione anche legata al passaparola, semplicemente insomma chi conosce chi va a caccia di voti e quindi magari si muove per votare l'amico, il vicino, eccetera, per cui sicuramente ecco, mi attendo un aumento di questa percentuale, però bisognerà vedere di quanto, perché se anche già aumentasse di 10 punti raggiungendo quella dell'ultima volta, credo per una mattinata comunque di un giorno lavorativo come il lunedì potrebbe essere un buon risultato, ma questo penso che ci vorrà molto poco, Nicola, per scoprirlo, perché insomma dopo le 3 generalmente abbiamo visto in queste ore che l'arrivo del dato sull'affluenza è molto veloce, molto tempestivo da parte sia del Ministero che delle prefetture, per cui lo scopriremo tra poco, e questo sicuramente l'affluenza peserà anche sull'esito del voto, questo è indubbio. Benissimo, allora grazie a Lina Paronetto e a Simone Merlo per questo primo flash da Conegliano. Ovviamente ci risentiremo più e più volte durante questa nostra lunga maratona, perché come dicevamo nella Marca gli occhi sono puntati tutti lì a Conegliano, una città di peso molto importante anche poi per quanto riguarda il futuro, colline Prosecco Patrimonio UNESCO, insomma la rinascita di una città che appunto ha subito uno stop importante durante l'ultimo mandato. Grazie allora a Lina Paronetto e grazie a Simone Merlo. Allora io direi di vedere, visto che l'ha accennato Lina Paronetto alla questione affluenza a Conegliano, se abbiamo il dato ancora delle 23, quindi ancora parziale delle affluenze delle 23 di ieri, perché poi ci sarà il dato definitivo dell'affluenza alle 15. Eccoci qui. Allora, ragionando per province, quindi parziale con il dato alle ore 23 dell'affluenza, in Veneto un 43,39% di affluenza, a Belluno 36,22%, a Padova, provincia di Padova 46,99%, a Rovigo, provincia di Rovigo 47,92%, provincia di Treviso 37,01%, Venezia 42,13%, Verona 47,01% e Vicenza 44,37%. Vedete,
il precedente nella tabella, e quindi vedete anche insomma le differenze. Una cosa fondamentale da chiarire, come ha detto anche Lina Paronetto, c'è da ricordare che nelle precedenti tornate amministrativa delle comunali si votava in un solo giorno, non in 2 giorni come in questo caso, e quindi certamente questo influisce sul dato della percentuale, ma certo è un dato che parla di una scarsa affluenza, un'affluenza minore, almeno che non ci sia un'accelerata in questa mattina. Allora mi dicono che c'è raggiunto anche Fabio Crea, Fratelli d'Italia, buongiorno via Skype, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo da qui. Barbisan, cosa racconta questa affluenza ancora un po' bassa? Racconta il fatto che storicamente Treviso ha un calo dell'affluenza che non è una novità, infatti se buongiorno direttore, buongiorno agli ospiti e telespettatori. Ecco. Sì, se guardavamo i dati di 5 anni fa, comunque Treviso aveva un'affluenza più bassa che si è attestata circa sul 55% mediamente a livello provinciale, mentre in altre province la situazione era migliore. Questo non ci consola, almeno a me che voglio dire sono appassionato di pubblica amministrazione e di politica, questo non è certamente un dato che consola, anche se è un dato che in parte spiega come stanno andando le cose. Poi all'interno anche delle stessi comuni che vanno al voto ci sono molte diversità, almeno al dato delle 23 guardavo Oderzo o Villorba e invece la stessa Conegliano, dove il dato sull'affluenza è molto più alto. Adesso fare previsioni è un po' difficile perché non eravamo quasi più abituati a votare, cioè, diciamo che non siamo quasi più abituati a votare, però voglio dire non eravamo quasi più abituati a votare il lunedì, e quindi capire quanto le persone potranno andare a votare il lunedì colmando quello che è il gap che rimane appunto tra le 22 di questa sera e le 23 dei 5 anni fa, bisognerà capirlo. La comunicazione mi pare che da parte di tutti gli schieramenti politici sia stata fatta, gli inviti al voto sono stati fatti. Mi ha stupito anche che in paesi di piccole e medie dimensioni, dove comunque le liste che si presentavano erano molte, neanche questo ha fatto scaturire nell'elettore un desiderio di andare a scegliere, perché tante volte magari non si va a votare perché nessuno dei 2 o dei 3 ti rappresenta appieno, e tante volte invece magari quando c'è più scelta ecco che l'elettore trova il motivo per andare a votare. Neanche questa occasione è stata buona, almeno fino ai dati che abbiamo avuto questa notte. Stiamo in attesa di vedere ovviamente una migliore affluenza. Io credo che mancano ancora 10 minuti per andare a votare, faccio anch'io il mio piccolo appello al voto dicendo una cosa: andate a votare anche addirittura astenendovi o mettendo scheda bianca, pur di esercitare un diritto che è stato conquistato a caro prezzo dai nostri nonni e bisnonni. Pelloni, l'analisi di questa affluenza ovviamente parziale. Sì, allora mi sembra che le riflessioni che ha fatto chi mi ha preceduto, Riccardo Barbisan, le condivido, sono assolutamente condivisibili. Mi permetto di aggiungere altri 2 dati secondo me interessanti. Da sempre le elezioni comunali presentano una partecipazione più bassa contro quello che magari ci potremmo aspettare rispetto alle elezioni politiche. Le elezioni politiche presentano un clima nazionale, una campagna elettorale molto spinta dai media, dalle TV, dalle radio, dai giornali. Le elezioni locali, anche se ci potremmo aspettare che riguardando temi più vicini a noi presentino un'affluenza maggiore, invece da sempre c'è questa controtendenza rispetto ai dati nazionali. Quindi il primo aspetto è sicuramente questo: il dato nazionale è quasi sempre più alto rispetto ai dati delle elezioni locali. Un secondo aspetto è quello legato alla pandemia, al Covid. Si vota fra le prime volte, diciamo così, in ottobre. Questo ha portato una campagna elettorale abbastanza compressa, che è partita a settembre in maniera vera e propria. Prima c'era agosto, gli italiani erano in ferie, mentre magari quando si votava a maggio, già da febbraio-marzo partivano le campagne elettorali, e quindi sicuramente i tempi compressi hanno contribuito a
parziale disaffezione o comunque non interesse. Un secondo aspetto è anche quello che i luoghi della democrazia, le discussioni, i partiti, i comizi elettorali, a causa appunto della pandemia, è vero che la campagna vaccinale fortunatamente ha aiutato da questo punto di vista, però sono stati anche in questo caso compressi, e quindi tutti questi aspetti ci fanno anche pensare che un dato che sia in conferma rispetto alle precedenti elezioni comunali, per quanto mi riguarda, potrebbe essere già considerato un parziale successo. È chiaro che tutti noi vorremmo, almeno io e Riccardo sicuramente, vorremmo vedere un'attenzione al voto da parte dei cittadini maggiore, perché riteniamo che sia un aspetto fondamentale, come diceva prima appunto Riccardo. È un diritto, quello al voto, che è stato conquistato con il sangue, quindi è un diritto molto importante da esercitare. Però diciamo un parziale successo queste prime elezioni dopo la pandemia. Allora, prima di andare da Fabio Crea, ci colleghiamo, perché la vedo via Skype, con la nostra Ilaria Marchiori, che sta seguendo l'altro grande punto interrogativo per queste elezioni, cioè Chioggia. Allora, Ilaria. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno agli ospiti studio e ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a Chioggia, che è il comune al voto più grande del veneziano e anche della regione. Il veneziano, lo ricordiamo, se non l'avete anche già fatto voi in studio, i comuni al voto della città metropolitana di Venezia sono 11 e Chioggia appunto è il più grande, tra l'altro l'unico che eventualmente, se non si raggiungerà il 50% più 1, andrà al ballottaggio. L'affluenza è stata bassa anche qui a Chioggia. Al momento i dati non sono ancora certi, non sono ufficiali, perché sappiamo che alle 15 si chiuderanno i seggi, quindi solamente alle 15, poco più tardi, avremo il dato corretto, preciso dell'affluenza, ma sembrerebbe essere poco più del 50%. Decisamente inferiore rispetto al precedente voto, alle precedenti elezioni, perché se vogliamo fare già un confronto, ad esempio alle 12 di domenica l'affluenza al voto in 9 degli 11 comuni della città metropolitana di Venezia era pari al 14,1%, differentemente rispetto alle precedenti elezioni, quando allo stesso momento della stessa giornata si era invece al 19,66%. Ancora alle 19 invece, sempre di domenica, siamo intorno al 34,94%, quando invece nella tornata precedente si sfiorava il 50%. Dunque la differenza è abbastanza netta. Naturalmente dovremmo anche cercare di capire nel corso di questa giornata e nei giorni successivi qual è il motivo che ha spinto molti elettori a non recarsi alle urne. Ricordiamo per sintesi e anche per dovere di cronaca quanti sono i candidati qui a Chioggia. Si tratta di 6 candidati che si sfidano, che desiderano entrare a far parte del comune come primi cittadini. Il Movimento 5 Stelle ha candidato a Daniele Stecco, non si è ricandidato l'attuale sindaco Alessandro Ferro. Poi abbiamo invece per il Partito Democratico è tornato in corsa l'ex consigliere regionale ed anche ex sindaco Lucio Tiozzo. Ancora invece con la lista Obiettivo Chioggia troviamo Alessandra Penzo, che faceva parte, ex assessore all'urbanistica, dell'attuale amministrazione, ma si è staccata. Abbiamo poi invece il centrodestra, che si presenta compatto con un unico candidato, il poliziotto e anche segretario del sindacato di polizia Mauro Armelao, che si presenta appunto con Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e la lista Chioggia Protagonista. C'è poi invece l'ex portavoce del movimento No GPL Roberto Rossi, che si è presentato con la sua lista Energia Civica, e infine abbiamo Mirko Righetto, sostenuto dalla lista Rinascere Chioggia. Dunque vedremo che cosa succederà in questa giornata, se si andrà al ballottaggio, se ci sarà invece subito il vincitore
e poi in caso di ballottaggio ovviamente nei prossimi giorni scopriremo anche se e quali saranno eventuali apparentamenti. Grazie allora Ilaria. Grazie Ilaria Marchiori, anche con te ovviamente ci collegheremo parecchie volte in questa giornata perché i riflettori sono puntati anche ovviamente molto su Chioggia. Allora Fabio Crea, dicevamo, insomma adesso stiamo ragionando un po' sulle affluenze, perché questo possiamo dire e non di più, poi potremmo addentrarci anche nelle varie problematiche e anche nelle varie situazioni politiche, ma restando sul dato asettico dell'affluenza, ecco, dice Pelloni, insomma, dopo la pandemia, insomma, una campagna elettorale ristretta, può essere anche questo una spiegazione, oppure comunque storicamente le elezioni comunali hanno rispetto alle elezioni nazionali qualche punto in meno? Lei come la vede? Il problema è il dato, buongiorno innanzitutto, il problema è il dato relativo, nel senso non è tanto il confronto tra le elezioni comunali e le elezioni politiche, il confronto tra le diverse elezioni amministrative. Il calo al netto di ogni valutazione relativa al fatto che non si votava nella giornata di lunedì, quindi sicuramente ci sarà il recupero di, credo, almeno 4, 5 se non 6 punti, però c'è da dire che prevedibilmente, lo vedremo fra qualche secondo, i dati dell'affluenza sono in calo al limite di 10 punti, quindi quasi in doppia cifra, ed è un calo importante. Diceva bene e parzialmente Pelloni che sicuramente la pandemia ha determinato una sorta di limitazione in quella che è la partecipazione attiva anche da parte dell'elettorato, la difficoltà evidentemente a incontrarsi con tutte le limitazioni che ben conosciamo. Però ritengo che ci sia un altro aspetto assolutamente pericoloso dal punto di vista della democrazia. Diceva bene prima Riccardo Barbisan, si vota poco, e il problema non vorrei che fosse proprio questo, e cioè che i cittadini italiani si stanno disaffezionando al voto, cioè c'è una progressiva scarsa partecipazione alla vita democratica del Paese, perché sostanzialmente c'è una situazione che si è creata e continua a crearsi, cioè di una disaffezione da parte una disaffezione obbligata, voluta da chi ha gestito, una determinata attività politica o istituzionale, a portare a una quasi superfluità delle decisioni democratiche, cioè della partecipazione dei cittadini al voto. Forse, questo sentimento è un sentimento che incomincia a pervadere il popolo italiano, e forse questo è uno degli elementi che hanno causato questa diminuzione importante dell'affluenza alle urne. Vi chiedo, negli ultimi 2 minuti poi possiamo ragionare a mente più libera, non è una contraddizione il fatto che dovrebbe essere esattamente il contrario, che proprio perché la pandemia che ha ristretto un po' le attività, dovrebbe esserci maggiore voglia di andare a votare rispetto a un'elezione normale? Barbisan? Guardi, in questi anni che faccio politica ho capito che i desideri del corpo elettore sono da me sempre più imperscrutabili e incapibili, altrimenti non farei ancora il consigliere comunale dopo 20 anni che sono iscritto. Però voglio dire, battute a parte, credo che ci sia un po' questo, un po' quello, nel senso, sì, è vero, la pandemia ha avuto l'effetto di chiuderci in casa e però di impaurire anche molti, ecco, voglio dire, perché mettersi in fila, la paura di mettersi in fila in un luogo chiuso, vicino ad altri, attendere il proprio turno con magari davanti persone che si conoscono fino a un certo punto perché non sai bene chi sono, per votare non c'era il Green Pass, quindi secondo me anche giustamente tutti potevano andare, ma qualcuno può dire ma non so chi mi è a fianco, chi mi è a 1 metro, mezzo metro, eccetera. Dall'altra parte, come
io sto vedendo, per esempio, per quanto riguarda ristoranti, locali pubblici, eccetera, ha messo anche molta voglia alle persone di uscire. Io credo che probabilmente un dato storico dell'affluenza che è in trend discendente ormai da decenni, sommato questo e sommati questi due effetti della pandemia, diciamo che ci porta comunque a una riduzione dell'affluenza. La voglia di riprendere la vita, sommato a un trend storico e alla paura di non sapere appunto vicino a chi si è, in che condizioni si va a votare, ci porti a quello che adesso piano piano, ecco adesso sono le 15, ecco. Quindi votate Lega, non so se si può dire. Beh, ormai è finita. Ormai posso dirlo. Viva la Lega. Però a parte questo dico, ci approssimiamo a conoscere un dato che sarà sicuramente tendenzialmente negativo, anche se, come potevamo vedere prima, anche all'interno della stessa provincia vi sono differenze del 10%, pur andando sempre a votare il sindaco, pur andando a votarlo sempre in costanza di pandemia e sempre con la politica italiana che è quella che è per tutti, sia a Cordignano che a Conegliano, e quindi voglio dire con diciamo, uno spettacolo politico nazionale che piace o non piace, ma è sempre lo stesso per tutti. Pelloni. Sì, mi trovo a confermare le analisi fatte. Io non credo che ci sia una particolare disaffezione al voto causata dal fatto che non si vada a votare. Gli italiani vanno a votare quando c'è da andare a votare. Dal 46, bene o male, le legislature durano 5 anni e quindi di solito ogni 5 anni andiamo a votare. Ogni tanto siamo andati prima, ma verosimilmente siamo quasi sempre andati ogni 5 anni per il Parlamento. Quindi io questa spiegazione non la assumerei, ma tutte le altre certamente. La preoccupazione anche di chiudersi in un luogo chiuso, è vero che ormai le percentuali di vaccinazione sono molto alte, però è una paura comprensibile e condivisibile, quindi adesso aspettiamo, perché poi dopo il dato delle 23 di ieri non so quanto fosse affidabile rispetto al fatto che si votava in un giorno solo, e quindi adesso aspettiamo di fare tutte le analisi su il dato reale, ecco, che penso a minuti arriverà, come anche quello dei primi exit poll delle città, che già ci daranno un quadro sulla situazione del paese. Ecco, allora deve ancora arrivare la percentuale, ovviamente si sono chiuse da 2 minuti circa le urne, quindi la percentuale dell'affluenza l'avremo fra pochissimo, e come sempre la nostra grafica curata da Francesco Ceron sarà come dire, molto veloce nell'aggiornarci insieme alla regia. Approfitto per ringraziare chi mi accompagna in questa maratona elettorale, poi ovviamente dimenticherò sicuramente qualcuno, ma poi gli inviati li vedremo di volta in volta. Tony Esposito e Marco Gagliazzo in regia, Francesco Ceron con le grafiche, fondamentale Francesca Bozza che sta coordinando tutti gli interventi, le dirette agli ospiti, quindi la direttrice d'orchestra di questa maratona elettorale. Quindi ringrazio intanto voi. Allora fra poco avremo subito il dato dell'affluenza definitiva, che insomma già ci dà un primo quadro reale della situazione. Dovremmo anche poter dare definitivamente fra poco l'ufficialità anche dei primi sindaci, cioè i sindaci che non avevano bisogno, i sindaci con diciamo un solo candidato, i comuni con un solo candidato, e quindi avevano bisogno soltanto del quorum del 40% quest'anno, non del 50%, per poter essere automaticamente eletti sindaco. Vedremo l'ufficialità fra poco, anche ce ne sono già nel Bellunese e nel Trevigiano ce n'è già uno, ma vorrei aspettare l'ufficialità per poterli dare. E nel frattempo ricordo in attesa di avere i primissimi dati che dando uno sguardo un po' fuori dal Veneto ci sono delle battaglie elettorali che avranno anche delle ripercussioni politiche importanti a livello nazionale. Torino, Napoli, Milano, Roma, insomma, ecco, c'è questa battaglia elettorale che può dare davvero anche un percorso forse nuovo alle coalizioni, ai partiti, ma certo anche in Veneto i risultati diranno sicuramente qualcosa in termini politici. Crea questa, possiamo dire, insomma, questa alleanza Lega Fratelli d'Italia, insomma, compatta per poter
come dire, confermare quelli che sono i feudi del centrodestra e magari aggiungerci anche Chioggia. Sicuramente sì, sul territorio veneto mi pare che non ci sia, anzi non mi pare, sono certo che non c'è stato nessun tipo di problematica nell'alleanza Fratelli d'Italia-Lega, con una differenza minimale su Cordignano, e quindi direi che da questo punto di vista l'intesa politico-amministrativa tra i due partiti oggi dati per predominanti all'interno del centrodestra è sicuramente solida e porterà certamente i suoi benefici con importanti effetti. Ho visto già un exit poll sulle grandi città, non so, non sono io a condurre, ma mi pare che ci sia un risultato importante su Roma che, e questo per rispondere alla sua domanda, anche in un ambito diverso, cioè di una grande città, mi pare che l'alleanza Lega Fratelli d'Italia stia dando i suoi frutti, e questo non fa che rinsaldare quello che è un legame politico di un'organicità politica tra i due partiti. Certo. Pelloni, il centro-sinistra, insomma il Partito Democratico, il centro-sinistra cerca nella Marca trevigiana, ovviamente stiamo parlando di questo, però ci sono anche tante altre realtà che vanno al voto non solo nel territorio della provincia di Treviso, ma insomma parliamo con due esponenti importanti dei rispettivi partiti del trevigiano. Il tentativo ad esempio a Conegliano di scalfire quello che è il feudo diciamo del centrodestra da sempre, quello che è accaduto, la divisione diciamo del centrodestra, Forza Italia da una parte e Lega Fratelli d'Italia dall'altra, le polemiche possono aver come dire, beneficiato il Partito Democratico in qualche modo, secondo lei? Ma io penso che la sfida in quel caso a Conegliano abbia riguardato soprattutto diciamo così le persone, e quindi poi dopo a prescindere dal fatto che uno fosse sostenuto dalla Lega, uno da Fratelli d'Italia, lo stesso da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Partito Democratico, è chiaro che forse questo scontro rispetto ad altri casi dove la destra spaccata altre volte ha aiutato il Partito Democratico, non lo so, attendiamo i dati che appunto, però se dovessi, per come ho visto da Treviso questa campagna elettorale, un po' mi sembra che abbia quasi monopolizzato il dibattito, lo scontro fra il sindaco uscente sfiduciato dalla Lega e la Lega ha un po', va bene, insomma, che si sono dimessi i suoi consiglieri, insomma, però qualcosa c'è stato. Sì, e ha un po' monopolizzato il dibattito anche mediatico, e quindi questo non lo so, forse certamente la destra quando corre separata, soprattutto nel nostro territorio, dà più possibilità al Partito Democratico di provare a presentare un'alternativa. Altre volte, in altri casi, a Villorba secondo me rappresenterà un quadro ancora più interessante rispetto a Conegliano, che capisco però che per dimensioni non sia paragonabile, però la destra quando si presenta separata rappresenta un elemento di debolezza, ecco. Vedremo. Voi sperate nelle sfighe degli altri? Come anche il centro-sinistra, come anche in altri posti d'Italia il centrodestra si auspica la stessa cosa. Prima di aspettate un secondo. Sì. Prima di sentire anche Barbisani e Crea su questo, mi dicono che forse c'è collegata, chiedo a Francesca Bozzo in regia, Rinda Chitezza, no, vedo Gabriella Basso da Caldogno, è così? Sì, Eccoci. siamo qui a Caldogno. Allora andiamo uno sguardo anche sul Vicentino. Caldogno è, diciamo, dei comuni al voto nel Vicentino quello più importante, diciamo così. Correggimi se sbaglio, non dovrei sbagliare, non c'è nessuno comune sopra i 15.000 abitanti al voto nel Vicentino, però Caldogno insomma ha un peso importante insieme a Costa Bissara. Com'è la situazione lì a Caldogno?
Guarda, in questo momento qui a Caldogno, nell'amministrazione comunale c'è la normale attività di tutti i giorni. Possiamo dire che, come dicevi tu, Caldogno è il comune, per i 12 comuni del territorio vicentino, al voto quello più importante, con oltre 11.000 abitanti, 9.700 quelli con il diritto di voto, che hanno i requisiti per votare, 9 sono i seggi da scrutinare, adesso praticamente stanno già cominciando le prime operazioni, stanno raccogliendo quelle che sono anche state l'affluenza alle urne in questa giornata, perché sapete che il dato unico è alle 15, si stanno raccogliendo. Ieri sera alle 23 qui a Caldogno aveva votato poco più del 33%, quindi si confida molto negli elettori della giornata di lunedì, che appunto ti stavo dicendo stanno raccogliendo in questo momento. Anche i dati della prefettura in questo momento sull'affluenza non sono ancora noti, si stanno ancora raccogliendo dai vari comuni del territorio. 2 i candidati sindaco a Caldogno, il sindaco uscente Nicola Ferronato per Insieme per Caldogno e Marilì Lunardello invece Uniti per Caldogno, quindi liste civiche che tornano in questa tornata elettorale. L'altro comune che è al voto di importanza da un punto di vista numerico di abitanti è Costa Bissara con 7.681 abitanti. Anche qui i candidati invece sono 3, abbiamo Tiziana Copiello, idee per Costa Bissara, Giovanni e Maria Forte, proposta per Costa Bissara Forte sindaco, e Alessandro Petrarca, Rinnova Costa Bissara. Questi i 2 comuni più importanti. Come dicevi tu, nessuno è sopra i 15.000 abitanti, quindi nessuno andrà a ballottaggio. È probabile che già invece il sindaco di Orgiano, unico candidato e sindaco uscente, sia già stato eletto, perché Orgiano ha appunto dicevamo una lista sola, Emanuele Dotto, sindaco uscente con obiettivo futuro. A lui sono bastati 978 voti per veder rinnovato l'incarico a primo cittadino di Orgiano, perché bastava il 40%. Quindi il primo cittadino di Orgiano c'è già? In linea di massima sì, perché già ieri sera alle 23 avevano votato praticamente 1.014 abitanti, quindi chi magari non voleva votare o era contrario al sindaco non sarebbe andato al voto direttamente. È uno di quei casi che adesso darò un po' il quadro dei famosi comuni con una sola lista, insomma, Monfumo c'è già, sì, esatto. c'è già il sindaco e anche nel Bellunese. Esatto, probabilmente è già sindaco, ecco. Certo. Benissimo, grazie. Allora, grazie per questo primo flash. Allora ci risentiamo fra poco per Caldogno con Gabriella Basso. Volevo soltanto dire a Fabio Crea, che aveva accennato, che non so se è l'exit poll che ha visto lui, quello che sto vedendo io, l'exit poll su Roma dice che i numeri più importanti danno Enrico Michetti del centrodestra, insomma la forbice tra il 27 e il 31%, e Roberto Gualtieri, coalizione del centrosinistra, tra 26 e 30%, quindi sarebbe in leggero vantaggio il centrodestra su Roma, secondo ovviamente gli exit poll, e quindi vanno presi con le pinze. Allora, vediamo di capire questo. Barbisan, un altro comune importante della Marca al voto è Oderzo. In questo caso due solo gli sfidanti, perché sappiamo erano 5 le liste inizialmente presentate, 3 sono state di fatto cassate per problematiche varie che non sto a ricordare. Questo ha creato anche un po' di malumore ovviamente, quindi dovremmo avere un risultato abbastanza, non dico velocemente, ma quasi. Anche qui su Oderzo, come dire, problematiche all'interno del centrodestra non sono mancate. No, allora diciamo che della Lega in questo caso. Un'affluenza bassa e 2 sole liste ci porteranno ad avere un risultato abbastanza a breve. Di fatto è uno di quei comuni, mi scusi se la disturbo, dove sarebbe previsto il ballottaggio, ma di fatto è già un ballottaggio. Esattamente, come Montebelluna per Treviso. Il tema è questo: vi sono state, ma ancora prima della scelta del candidato sindaco, che per noi non è mai stato messo in discussione, che è il sindaco uscente Maria Scardellato, delle divergenze all'interno della giunta. Però mi preme dire una cosa: la Lega non ha non ha mai avuto 2 candidati, certo. Ha avuto sempre un unico candidato, che è
Maria Scardellato, il sindaco uscente di Oderzo, e che io mi auguro proprio possa essere riconfermata in queste elezioni amministrative, e alla quale insomma auguro tutto il meglio. Quindi non sono mancate delle divergenze dal punto di vista personale, però il centrodestra lì è unito perché Fratelli d'Italia è insieme a noi, e più vi è una civica che era già presente 5 anni fa, e insomma abbiamo dei buoni pronostici per quello che riguarda le elezioni a Oderzo. È ovvio che in realtà così di rilievo come sono Montebelluna, Oderzo, Conegliano eccetera, e Villorba possono esserci sempre delle situazioni nelle quali vi è qualcuno che voglia fare qualcosa di autonomo, ma tutti coloro che hanno fatto qualcosa di autonomo rispetto alla Lega in queste elezioni amministrative non possono più parlare a nome della Lega in nessuna sede e in nessun luogo. Quindi questo per dire che il movimento ha fatto le sue scelte, che se qualcuno non le ha condivise era chiamato comunque ad adeguarsi, perché all'interno di un movimento o si vive seguendo ciò che la maggioranza, diciamo, ritiene di fare, oppure se ognuno fa di testa sua non si va da nessuna parte. La forza della Lega è sempre stata anche questo, la compattezza, l'abbiamo dimostrato anche in situazioni difficili, ma abbiamo sempre voluto dimostrare questo anche in situazioni come Oderzo. Prima di andare a Pelloni, mi dicono che c'è collegato da Montebelluna, lo citava prima il nostro Christian Arboit, eccolo qui. Un Christian Arboit volante davanti al municipio di Montebelluna. Allora è uno di quegli altri casi nei quali si dovrebbe in teoria andare a ballottaggio, ma di fatto è già un ballottaggio perché ci sono solo 2 sfidanti. Ci racconti come sta andando? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a te, ai tuoi ospiti e ai telespettatori. Turno secco qui a Montebelluna, dove si dovrà decidere tra Adalberto Bordin, rappresentante del centrodestra, e Loreno Miotto per il centrosinistra. Una sfida davvero classica, all'insegna del più tradizionale bipolarismo. Da una parte per l'appunto Bordin con una lista civica di centrodestra grande, Montebelluna, Fratelli d'Italia con una sua lista, e una lista ovviamente anche per l'azionista di maggioranza della coalizione, ovvero la Lega Salvini Premier. 3 liste quindi per Bordin, 2 liste per Miotto, una lista civica di centro sinistra che appunto si chiama Insieme per Montebelluna, e poi i Democratici per Montebelluna, che è un po' la lista quindi del Partito Democratico. Un po' di nozioni, un po' di cenni biografici dei 2 contendenti. Adalberto Bordin ha 38 anni, è consulente aziendale, lavora per lo studio di commercialisti di famiglia e ha una lunga esperienza amministrativa nonostante la giovane età. È stato assessore al bilancio nella prima giunta di Marzio Favero ed è stato capogruppo di maggioranza con la seconda amministrazione Favero, poi ultimata ovviamente dal vice sindaco reggente Elzo Severina. Laureato in consulenza aziendale, se la gioca ovviamente con il candidato di centrosinistra, che, curiosità, è stato il suo insegnante di religione alle medie, perché Loreno Miotto è insegnante di religione alle scuole medie di Viadene, dove è anche vicepreside. Anche lui un volto molto noto qui a Montebelluna, perché è stato per anni in consiglio comunale, ma è anche un volto del volontariato della parrocchia Miotto, che ha 58 anni, sposato con due figli. Cosa ti posso dire riguardo a queste elezioni? Sono state elezioni, è stata una campagna elettorale prima votata al più cordiale fair play, forse anche per il rapporto insegnante-allievo tra i 2, ma forse è stata tra le campagne elettorali più tranquille della marca. Qualcuno ha detto addirittura noiosa. Fatto sta che si sono toccati vari temi, dalla viabilità
all'ecosostenibilità, alla transizione ecologica dei comuni, il ruolo dei comuni nel PNRR, che è stato anche questo uno dei temi più toccati in questa campagna elettorale, poi ovviamente la viabilità. Del resto va ricordato che qui a Montebelluna da maggio è capolinea della superstrada pedemontana veneta, in attesa che l'opera sia completata, portata fino a Spresiano e poi sulla 27, come ben sappiamo. Questi temi possiamo dire che qui a Montebelluna i montebellunesi chiamati alle urne erano 27.221, 13.243 maschi, il restante 13.978 donne, distribuite su 28 seggi, il più grande, il seggio numero 4, con 1.400. Ci sono state delle rivoluzioni, se possiamo chiamarle così, ai seggi, perché in tante scuole erano in corso dei lavori di riammodernamento, di allargamento anche a causa del Covid, e quindi ci sono stati, diciamo così, c'è stata una logistica diversa per quanto attiene al voto. Tra l'altro c'è anche un fatto di cronaca, perché nella giornata di ieri nel seggio di Biadene è scattata una segnalazione alla polizia. Un elettore è entrato nella cabina elettorale e ha fotografato con un'improbabilità la sua scheda elettorale. Il presidente di seggio ha sentito un click compatibile ovviamente con il flash di una macchina fotografica, ovviamente di quelle installate all'interno dei cellulari, ed è scattata la segnalazione. Sul posto sono subito giunti i poliziotti. Nelle prossime ore potrebbe essere addirittura formalizzata. Benissimo Cristian. Benissimo Cristian, allora ci ricolleghiamo con te fra poco, anche così ci darai il dato ufficiale poi anche dell'affluenza a Montebelluna, e cercare di capire quali sono le prime tendenze di voto tra i due candidati. Chiedo alla regia, fatemi sapere se ho già Lina in collegamento, ma prima vorrei vedere la tabella con l'affluenza delle 15, che so che è pronta anche se parziale, perché non di tutti i comuni c'è il dato definitivo dell'affluenza delle ore 15, l'affluenza finale per questa tornata elettorale. Fatemi capire se ho la schermata e nel caso la do. E poi eccola qui. Ore 15, però vedete non è ancora totale, ma perché mancano ancora alcuni seggi, però in Veneto siamo a 56,1% di affluenza definitiva in queste votazioni, quindi vedete 7 punti percentuali in meno rispetto all'ultima tornata elettorale, dove, se ricordo, si votò in una sola giornata. Belluno 47,3 contro il 52,9% del 2016, Padova 62,4 contro il 67,6 precedente, Rovigo 60,4 contro il 67,5 precedente, a Treviso 46,9 contro il 57,6 precedente, Venezia 50,1 contro il 58,9 delle scorse elezioni, Verona 58,3% di affluenza contro il 66,9% e poi Vicenza 59,3% contro il 67,6% delle precedenti elezioni. Quindi se le cose non cambiano di qui alla completezza, diciamo, dei seggi, se gli occhi non mi mentono, la maggiore scarsità di affluenza rispetto alla precedente elezione proprio della provincia di Treviso. Vedo adesso un 11% in meno di percentuale, più o meno in meno rispetto alle precedenti elezioni, quindi la Marca che registrerebbe questo dato negativo rispetto a tutte quante le altre province. Vedremo poi quando avremo il definitivo finale, insomma, con tutti i comuni analizzati per l'affluenza, se poi viene confermata questa tendenza, ma credo che sia difficile poter scalzare Treviso da questo primato, certo negativo, chiamiamolo così, di meno 11% di elettori al voto, e questo un po' conferma anche quanto si era detto nell'analisi dei nostri ospiti. Fatemi sapere quando abbiamo Lina Paronetto in collegamento, dovrebbe già avere il primo ospite, uno degli sfidanti al voto. Nel frattempo, allora, visto che abbiamo parlato di Montebelluna, Pelloni, Montebelluna è un'altra interessante sfida.
Sì, certamente è una sfida interessante. Il sindaco era quasi uscente perché dopo che l'assessore regionale Favero si era dimesso dopo le regionali, il vice sindaco aveva preso il suo posto, insomma, quindi certamente partiva da una posizione di vantaggio, però è quasi una riconferma, insomma, nonostante sia il primo turno, però il candidato del Partito Democratico, Loreno Miotto, è una persona molto apprezzata e riconosciuta in città, e quindi ci aspettiamo che la partita possa essere aperta, appunto partendo dal presupposto che si trattava quasi di una riconferma di un secondo turno, insomma, visto che il candidato sindaco della Lega era già subentrato sindaco dopo le dimissioni dell'assessore Favero. Comunque il trend aspettiamo di vederlo a livello locale, ma anche nazionale sembra che possa essere davvero molto interessante per il centro-sinistra, perché rappresenta una situazione in cui il centro-sinistra nelle principali città italiane sta dando ottimi risultati. È chiaro, gli exit poll non possono essere delle previsioni sempre perfette, non ci si può fidare, però insomma Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna penso che condizioneranno anche gli equilibri politici del paese nel futuro, insomma, e quindi anche su questo penso che la sfida sarà particolarmente interessante. Allora, ho visto in collegamento Lina Paronetto da Conegliano, la vedo nella sede del centrodestra con un ospite. Lina, a te. Eccoci Nicola, sì, siamo nella sede elettorale di Piero Garbellotto, candidato per il centrodestra qui a Conegliano, o meglio per Lega, Fratelli d'Italia e la Civica che porta il suo nome, e sono con Roberto Bet, che è commissario elettorale qui a Conegliano. È stata una bella corsa, una grande fatica, no Bet? Parliamo di affluenza intanto, che può essere un indicatore importante in questo momento. Il primo dato naturalmente che abbiamo qui a Conegliano, l'altra volta si era superato di poco il 50%, 51 e qualcosa. Non abbiamo ancora il dato delle 3, ma voi avete degli indicatori dai seggi. Sì, l'affluenza dai seggi, dai dati insomma parziali che stiamo ricevendo in questo momento, è che siamo sopra il 50, 51, 52% di elettori per ogni seggio, quindi è una buona affluenza. Diciamo che mediamente, mi pare di capire, rispetto alle altre città del Veneto che vanno al voto, Conegliano è una delle città dove gli elettori hanno partecipato attivamente all'elezione, quindi sono andati a votare. Questo ci fa piacere e ci incoraggia anche, perché questo vuol dire che abbiamo fatto un bel lavoro. Rispetto a quello che può essere l'esito poi alla fine di questo primo turno, quantomeno, l'affluenza quanto può pesare? Allora, portare gli elettori, gli astenuti, diciamo, ad andare a votare è comunque un bel risultato per la democrazia in generale, in particolare per il nostro partito, insomma, che soprattutto nelle fasce giovani ha sempre avuto un buon ritorno, un buon consenso. Questo ci fa ben sperare. Non è stata una campagna elettorale né facile né del tutto pacifica. Abbiamo visto in questi ultimi giorni anche dei danneggiamenti ai vostri manifesti elettorali, no? È stato un po' preso di mira Piero Garbellotto. Beh sì, questo generalmente capita, non è la prima volta che in campagna elettorale o durante le operazioni di voto succedono queste cose. Diciamo che è stato tutto nella normalità, perché alla fine poi hanno sostituito quel manifesto imbrattato e le operazioni di voto hanno continuato normalmente. Certo, la democrazia forse a qualcuno fa paura, e invece noi dobbiamo essere orgogliosi della possibilità di andare a votare il nostro sindaco. Qui a Conegliano c'è una situazione un po' particolare, un centrodestra comunque diviso, Forza Italia col suo coordinatore provinciale, poi ricordiamolo Fabio Chies da una parte, voi Fratelli d'Italia e la Civica che sostiene Piero Garbellotto dall'altra. Questo cosa può comportare? Può avvantaggiare in qualche maniera gli outsider secondo lei, oppure no? Può avvantaggiare il Partito Democratico che comunque reclama la sua fetta di voti? Beh, è una bella sfida qui a Conegliano e lo abbiamo visto durante tutta questa campagna elettorale, che è stata bella, accesa, abbiamo parlato di contenuti, è stata insomma una bella sfida elettorale. È chiaro che qui ci sono due visioni insomma della città. La nostra è una visione del cambiamento, del rinnovamento, del rilancio di Conegliano, altri hanno portato altre proposte, altre soluzioni. Speriamo che gli elettori abbiano capito e colto il nostro progetto politico.
Se si dovesse ricorrere al secondo turno, secondo lei che 2 settimane si potrebbero profilare? Beh, altre 2 settimane di campagna elettorale, ormai se siamo in corsa, continuiamo a correre. Direi che spererei quasi che si risolvesse al primo turno, così evitiamo anche di sprecare nuove energie, sprecare tra virgolette, nel senso che comunque la campagna elettorale e l'incontro con i cittadini, gli elettori è sempre una cosa positiva che va coltivata e fa sempre piacere. Questo era un aspetto su cui voi avete naturalmente battuto, insomma sfidando un sindaco uscente in ogni caso, seppur destituito dal suo incarico. È chiaro che Fabio Chiesi in mezzo alla gente c'è stato più nel tempo di Piero Garbellotto, che proviene da un'altra realtà. Sì, questa è stata un po' la sfida di portare un imprenditore che ha deciso di mettersi in gioco, e direi che nell'ultimo periodo, insomma, in campagna elettorale si è anche dato alla città e ha dimostrato, insomma, di essere anche lui tra la gente, di saper avere contatti con tutti e di portare avanti un bel progetto per la città. Voi naturalmente sperate ovviamente in un successo di Piero Garbellotto. Che sindaco potrebbe essere secondo voi? Ma secondo me sarà un sindaco molto pragmatico, come dice lui, poche ciacque e di sostanza, ed è forse quello che la città di Conegliano oggi ha bisogno, di poche chiacchiere ma di tante cose da fare, di cui i coneglianesi stanno aspettando da tempo. Benissimo, allora io direi che aspettiamo anche da voi qualche report dai seggi. Non avete già qualche indiscrezione? Direi che lo spoglio sta proprio cominciando in questi minuti. Contiamo che Piero Garbellotto poi venga anche qui in sede durante la giornata? Penso di sì, adesso è tutto un work in progress, vediamo, la giornata sarà lunga e ci saranno magari anche delle sorprese per voi. Benissimo, noi lo speriamo naturalmente come sempre. Allora ringrazio Roberto Betta anche dell'ospitalità qui alla sede di Piero Garbellotto. Naturalmente noi poi con Simone Merlo ci muoveremo per la città, le sedi devo dire sono anche tutte un po' vicine, no? Conegliano non è grandissima, per sentire che atmosfera c'è naturalmente anche tra gli altri sfidanti. Intanto restituisco la linea. Grazie a Lina Paronetto. Poi dovremo avere anche un altro aggiornamento sull'affluenza con 67 comuni su 84 credo, per poter dare maggiore completezza, il dato più completo sull'affluenza. Nel frattempo vedo collegata via Skype Anna Maria Parisi da Dolo. Prima un secondo, Anna Maria, ti chiedo un secondo, diamo un attimo un'occhiata velocissimo, vi dico io velocemente quello che sta accadendo al di fuori del Veneto. Allora in Calabria parliamo di exit poll, ovviamente, exit poll, quindi con tutte, vanno prese con le pinze, ma insomma sono previsioni di voto. In Calabria, in Regione Calabria, viene dato occhiuto del centrodestra tra il 46 e il 50%, contro Bruni, centrosinistra tra il 24 e il 28%. A Roma, come dicevamo prima, il centrodestra con Michetti tra il 27 e il 31% e Gualtieri, il centrosinistra, tra il 26 e il 30%. A Milano, Sala tra il 54 e il 58% e Bernardo del centrodestra tra il 32 e il 36%, parliamo ovviamente di exit poll. A Torino, Lorusso tra il 44 e il 48%, centrosinistra contro il 36,5, 40,5% del centrodestra con Da Milano. A Bologna Lepore 61-65% exit poll contro Battistini, centrodestra, tra il 26,5 e il 35. A Napoli Manfredi tra il 57 e il 61%, questa forbice, e Maresca del centrodestra tra il 19 e il 23. E a Trieste, nella vicina Trieste di Piazza, il sindaco uscente centrodestra, una forbice che va tra il 46 e il 50%, Russo del centrosinistra tra il 29 e il 33%. Questi sono i principali centri che vanno al voto al di fuori del Veneto, con la vicina Trieste, con Di Piazza il sindaco uscente, insomma, che potrebbe raggiungere quel risultato, ma sono ovviamente exit poll. A Dolo, altra sfida interessante, Anna Maria Parisi, per poche migliaia di abitanti, non siamo in un comune che potrebbe andare al ballottaggio, ma insomma davvero per poco, quindi è un comune dove ci potrebbe essere già subito il sindaco, ovviamente con i risultati che poi ci racconterai. Anna Maria. Sì, infatti eccoci da Dolo con questo meraviglioso sfondo blu, perché invece il cielo fuori da qui è veramente plumbeo, sta piovendo quasi a dirotto. Quindi Dunque, questo sfondo da dove viene? Lo hai creato tu? Questo sfondo no, l'ho preso in prestito, ok, veramente, benissimo.
Meglio vedere il blu. Ok, perfetto, vai. Siamo ospiti presso uno dei candidati che tra l'altro sto attendendo, dovrebbe arrivare proprio a brevissimo, dopo vi dico chi è, e nel frattempo volevo dirvi appunto che la sfida è quella tra l'amministrazione uscente, permettimi di dire così, è quella di Gianluigi Naletto con la civica Naletto Dolo Città Gentile, che è il vice sindaco di Dolo, che ha sostituito, come noto, il sindaco che è venuto a mancare lo scorso gennaio per una malattia, Alberto Polo. E poi c'è l'unica donna presente nella sfida a 4 per la poltrona sindaco, ovvero Carlotta Vazzoler con la sua civica, con Dolo Città della Fiducia. E poi è molto interessante il suo programma, che vede proprio più che un'appartenenza politica, un'appartenenza di idee. Poi lei ci spiegherà meglio di che cosa si tratta. Quindi proiettati per il futuro con un progetto di innovazione, invece un altro candidato, quello Fabio Dei Rossi, un avvocato della lista Dolo Futura. Infine Emilio Zen, candidato della lista appoggiata dal centro-sinistra per il ponte del Dolo. Dunque adesso vedo che sta arrivando, quindi se permetti metto la mascherina. Fai pure. Ecco qua, vediamo le operazioni di sicurezza di Anna Maria Parisi. Chi è il candidato che stai per intervistare? Nella lista, chiedo un attimo un aiuto, sì, aspetti. Grazie, se mi regge questo perché sennò mi si vede benissimo. Grazie, abbiamo anche uno degli ingegneri. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Allora chi è l'ospite che hai? Carlotta Vazzoler. Grazie ingegnere. È uno dei 16 candidati consiglieri. Ce la possiamo fare? Ce la faremo. Sono sicuro che ce la faremo. Ecco qua. Ecco, è arrivata Carlotta Vazzoler. Buongiorno Carlotta. Buongiorno a tutti. Carlotta non mi sente, però sai cosa facciamo? Ci spostiamo verso il suo... Vuoi che ti lascio qualche minuto? No, siamo pronte. Perfetto, ecco, facciamo l'inquadratura one to one, 1 a 1, visto che non ci stiamo. Io tengo il microfono e poi le domande gliele giro se vengono poste da studio. Dunque, ecco qui Carlotta Vazzoler, l'unica donna presente nella questa corsa a 4. Carlotta, comunque lei ha detto che per correre per questa poltrona lei si è ispirata a Marisa Bellisario. Una donna eccezionale. Io faccio parte della Fondazione Marisa Bellisario, sono delegata per la Fondazione di Venezia e ho preso ispirazione da lei. Ho creato una lista che si è realizzata da sola con 8 donne e 8 uomini, perché immagino e penso che la società si sia equilibrata se ci sono entrambi i generi. E quindi abbiamo voluto una squadra composta da 8 donne competenti, 8 uomini competenti. Una lista di idee, chiedo scusa se l'ho interrotta, una lista di idee, lei diceva che avete stilato 100 idee coinvolgendo poi persone dalle professioni più disparate, dalla casalinga al musicista, dall'artista all'ingegnere come Andrea che ci ha dato una mano prima, l'ingegnere informatico, insomma ci racconti un po'. Siamo partiti da un'idea di tavolo rinascimentale e da lì sono nate le 100 idee. Abbiamo accolto attorno ad un tavolo tutte queste professionalità e sensibilità. Quindi, come diceva lei, musicisti, artisti, ingegneri, architetti, avvocati, tutta una serie di persone che hanno a cuore Dolo, hanno a cuore il paese e hanno lavorato su queste 100 idee. Quindi non è nata prima la squadra e poi un programma o viceversa, ma sono nate insieme. Quindi cittadini del paese che si sono resi disponibili per questo progetto. Ci tengo a dire che è un progetto proprio civico, puro civico, cittadini per i cittadini. Ecco, quali le prime cose da fare qui a Dolo? A cominciare, diceva, anche dalla sanità.
Moltissime le cose da fare ancora qui a Dolo. Noi abbiamo stilato 4 temi, attorno a questi 4 temi abbiamo messo anche le nostre priorità. Sicuramente la sanità, sicuramente il benessere dei cittadini è in primis. Dopo questo percorso pandemico che ci ha visti tutti colpiti da Covid-19, abbiamo necessità di rimettere al centro il patrimonio umano e quindi ragionare sulla salute dei cittadini. Il sindaco poi è la persona responsabile del benessere e della salute dei cittadini. Quindi in prima posizione ci sta sicuramente il nostro interesse di creare un collante con la sanità e con l'ospedale, che il presidio è qui a Dolo. Sicuramente... Tra l'altro l'ospedale è uno dei 15 seggi in cui si vota, perché prima mi ricordava sono 14 più 1 con l'ospedale. Sì, esatto. È un ospedale che serve tutto un territorio molto vasto. Quindi da lì partiamo sicuramente per creare una relazione anche con le istituzioni, con gli organi preposti alla gestione dell'ospedale, per aiutare. Quindi un'amministrazione, secondo me, deve farsi promotrice di un dialogo e di un'informazione verso i cittadini. Quindi un'eccellenza che deve restare qui a Dolo. Quindi stiamo aspettando anche i risultati post-Covid, proprio perché in questo momento l'ospedale è presidio Covid. Ecco, poi diceva nel benessere per la comunità, per i cittadini, fondamentale anche il ruolo della cultura. Sì, assolutamente, uno dei 4 temi appunto uno di questi è la cultura. Dentro la cultura ci stanno moltissime tematiche, moltissime delle nostre idee. Prima fra tutte quella di spazi aggregativi per i cittadini di Dolo e primo fra tutti il teatro. Anna, quindi dentro la cultura... Sì, Anna Maria, devo lasciarti un attimo perché ho altri collegamenti che sono in coda. Allora abbiamo sentito allora la candidata Vazzoler, peraltro c'è un primissimo dato su Dolo, una sezione su 15, quindi abbastanza, insomma, molto parziale, che dà Gianluigi Naletto 50%, Emilio Zena al 25%, Fabio Dei Rossi al 12,5% e Carlotta Vazzoler, che abbiamo sentito, al 12,5%, ma è ovviamente una sola sezione su 15. Allora, dovremmo avere fra pochissimo Lucio Zanato da Villorba. Volevo soltanto un attimo sentire, ecco, lo vedo già pronto. Allora andiamo da Lucio e poi sentiamo gli ospiti. Lucio, Villorba, un altro... Abbiamo parlato prima di Oderzo, insomma, delle problematiche di Oderzo, insomma, un po' di una campagna elettorale certo infuocata, così anche a Villorba. Sì, beh, certo. Intanto buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. E intanto il primo dato che vi voglio dare è quello dell'affluenza sui 17 seggi, il 48,36% totale dei votanti, ed è un dato nettamente in calo se si pensa che nel 2016 la votazione è stata del 57,88, cioè sono andati a votare il 57,88 dei cittadini di Villorba, e nelle votazioni precedenti eravamo addirittura arrivati al 67,76 nelle 17 sezioni. Va anche ricordato che Marco Serena è stato eletto al primo turno nel 2016 con il 52,70% con 2 liste, mentre qui a Villorba le liste sono un po', diciamo, i giochi sono un po' diversi, sono un po' cambiati. Ovviamente Francesco Soligo che si avvale di addirittura 3 liste è sicuramente tra i favoriti, e già qui, diciamo, in riga vedete alle mie spalle il municipio di Villorba, dove stanno arrivando poi naturalmente i plichi con i voti. Già si sta vociferando che con questa percentuale di votanti sicuramente si andrà al ballottaggio, quindi niente primo turno. Per quanto riguarda poi il ballottaggio, favoriti, almeno stando ai rumors sempre qui del municipio e non solo, sicuramente appunto Francesco Soligo con la lista della Lega e con delle liste civiche, e poi abbiamo invece Alessandra Callegari con delle liste civiche ma che si riconducono praticamente al Partito Democratico. Ricordiamo che Alessandra Callegari è figlia, tra virgolette, d'arte, il papà è stato sindaco di Villorba diverse legislature fa. Insomma, questa è per quanto riguarda così la situazione ad oggi, al momento, per quanto riguarda le votazioni. Questo calo è abbastanza importante. A questo va segnalato anche, diciamo così, qualche screzio, fra virgolette, accaduto ad esempio al seggio di Catena, dove un candidato pare si sia soffermato un po' troppo a parlare, lui dice, con gli amici,
chi invece poi ha chiamato i carabinieri diceva invece che si fermava a fare campagna elettorale nel momento in cui al voto, quando non si deve più fare ovviamente campagna elettorale. E poi si vocifera anche il fatto che qualcuno abbia fatto arrivare nel giorno delle elezioni dei dolci per tutti gli scrutatori ai seggi, quindi il bouquet di dolci per, probabilmente c'è chi dice augurare buon lavoro, c'è chi dice per addolcire un po' la situazione. In ogni caso qui è ancora tutto da vedere, da scoprire, si sta cominciando adesso lo spoglio per capire appunto chi andrà sicuramente al ballottaggio. Ovviamente tutti i giochi sono aperti e per il momento io, se tu non hai domande, restituisco la linea allo studio. Assolutamente, allora grazie, ci sentiamo dopo. Allora dovremo avere le tabelle con i primi sindaci eletti, parliamo dei sindaci ovviamente nei comuni dove c'era solo un candidato e quindi bastava superare il quorum. Me la fate vedere per favore, mi dicono che è pronta e poi andiamo dai nostri ospiti. Eccole qua. Allora, all'Ozzo di Cadore, vince, insomma è sindaco Alessio Zanella, perché ovviamente era l'unico candidato, è stato superato il quorum che era previsto al 40%, lo ricordiamo. Quindi questo all'Ozzo di Cadore, poi vediamo un'altra schermata di un altro comune, Camillo De Pellegrin, che si riconferma alla guida di Val di Zoldo, affluenza 33,93, no, allora in questo caso no, credo di no, se l'affluenza non è stata superata, è quella vecchia forse, è quella vecchia, allora fatemi capire se sono quelle definitive però. E poi vediamo ancora le altre tabelle. Io ho bisogno di avere però le tabelle col dato definitivo, ovviamente con il quorum raggiunto. No, Val di Zoldo 33,93, affluenza delle 15 di oggi. 15 è ancora quella, benissimo. Quindi in questo caso mi venga in aiuto. Credo che non sia stato raggiunto il 40% che è necessario quando c'è una lista sola in un comune. Ecco, mi stanno dando le ultime indicazioni, quindi come pensavo io, il quorum è stato raggiunto a Monfumo e Lozzo. Monfumo, vediamo, Monfumo, sindaco comune della Marca Trevigiana, dove Luciano Ferrari si conferma sindaco uscente. Quindi per quanto riguarda il comune precedente, la situazione voi che Val di Zoldo pare che il sindaco, pur essendo una lista unica, non sia stato eletto perché l'affluenza alle 15 di oggi è ancora del 30%. È sotto il 40%. Esatto, è sotto il 40%. depurata degli AIRE. Allora, esatto. Lo cercheremo di avere una maggiore chiarezza su questo. Insomma, i primissimi sindaci comunque li avete visti, a Monfumo e Lozzo è stato raggiunto il quorum. Allora, volevo tornare da Fabio Crea. Parlavamo prima di Oderzo. Oderzo c'è stato, non so se ce ne vuole parlare, insomma, anche questo caso particolare che ha messo un po' in subbuglio la giornata di ieri, e cioè con nel sito del Ministero, eleggendo il sito del Ministero dell'Interno, c'era questo simbolo di Fratelli d'Italia che era sparito a sostegno della candidata Scardellato, è così? Sì, si è verificato questo problema, credo sia un problema solo amministrativo e tipo burocratico. Peraltro oggi la stampa riportava anche altre situazioni molto particolari. Per esempio nel comune di Roma c'era stato uno scambio di schede elettorali tra le varie municipalità, per cui diciamo che sono situazioni che nel marasma delle elezioni possono capitare. Invece il dato di Oderzo, se mi permette una considerazione, quello più interessante, la percentuale dell'affluenza a Oderzo è calata di 18 punti rispetto al precedente, e questo è quello che probabilmente butta a ribasso la differenza della provincia di Treviso per quanto riguarda l'affluenza. Credo che questo sia sintomatico e sia la riprova del fatto che laddove c'è meno bagarre elettorale per
sappiamo che sono state, lo diceva lei anche all'inizio, l'esclusione di 3 liste, di tre candidati sindaci. Chiaramente questo ha comportato non probabilmente una partecipazione di coloro che avrebbero voluto votare una delle 3 liste escluse a indirizzarsi verso altri candidati. Ha portato probabilmente a una crescita del dato dell'affluenza, e questo è un elemento di considerazione generale e che forse dovrà essere valutato anche con riferimento a quelli che sono i ballottaggi, perché potrebbe essere sintomatico il fatto di non andare a votare perché non ho il mio candidato presente, e questo chiaramente potrà determinare delle conseguenze se dovesse essere mantenuta questo tipo di comportamento anche nel ballottaggio, per quelle liste che andando al ballottaggio cercano di aggregare elettori di altre liste non partecipanti al ballottaggio. Chiarissimo. Allora andiamo proprio a Oderzo da Luisa Bertini, la vedo collegata. Luisa. Sì, buon pomeriggio, sono al Foro Boario a Oderzo in un seggio che insomma sta avviando le operazioni per scrutinare. Abbiamo il dato sull'affluenza che è del 44,04% aggiornato ad oggi alle 15, quindi il dato definitivo. Ovviamente si parla di calo anche per Oderzo se paragonato alla precedente tornata amministrativa in cui alle 23 contava il 61%. Gli elettori, un dato sugli elettori, a Oderzo sono circa 17.700, 2 i candidati, Maria Scardellato che è la sindaco uscente leghista appoggiata dal partito di Matteo Salvini, da Fratelli d'Italia, e Marco De Blasis, candidato 5 Stelle che ha l'appoggio del centro-sinistra, quindi del PD. Una campagna elettorale che è stata definita una campagna elettorale avvelenata, infatti qui non hanno allestito una sala stampa in comune, ma ognuno dei candidati a sindaco sta seguendo gli scrutini a casa propria. Questo perché è stata un po' animata da diversi colpi di scena, da quelli che sono stati definiti anche dei gialli, come quello dell'ultimo giorno, come quello di ieri, quindi il fatto che il simbolo di Fratelli d'Italia, sempre relativo a Maria Scardellato, fosse stato sostituito con il simbolo Oderzo Sicura che compariva all'interno del sito ministeriale, quindi del sito ufficiale Eligendo. Ovviamente il tutto poi è stato modificato e riportato alla correttezza. Tra l'altro il simbolo appunto che era stato erroneamente inserito era di uno dei candidati esclusi da questa tornata elettorale, perché lo ricordo, a Oderzo sono stati esclusi 3 candidati, Marco Drusian insieme a Tino Lescio e Michele Sarri, che era l'ex vice sindaco dell'amministrazione. Hanno presentato ricorso, ma per cavilli burocratici poi il ricorso è stato bocciato. Adesso ovviamente siamo in attesa dello scrutinio, e ovviamente quando avrò nuovi dati mi collego con voi. Benissimo, forse abbiamo anche Gabriella Basso, ma vorrei tornare un attimo dai nostri ospiti. Non so se ce l'abbiamo Gabriella Basso dal Vicentino, per uno sguardo veloce Vicentino, poi ci collegheremo anche col Padovano con Este, vediamo più tardi. Insomma, una cosa che volevo chiedere a Barbisana, adesso a urne chiuse si può dire, insomma, gli ultimi giorni, le ultime settimane non sono state semplicissime per la Lega, con quello che è accaduto, insomma, la questione io non capisco cosa Morisi o Morisi che dir si voglia, Morisi benissimo, e ci sono 2 scuole di pensiero sulla pronuncia, ma anche su quella linea che si diceva, la doppia linea, la Lega dei governatori, Salvini. Ecco, temevate o temete che questo potrebbe influire sul voto, oppure sono questioni nazionali che non toccano l'elettorato locale dell'amministrazione della città? Insomma, comunque
c'è stato un po' di subbuglio all'interno del Carroccio, inutile negarlo. A me sembrava strano che prima del turno amministrativo non succedesse qualcosa dal punto di vista giudiziario per la Lega. Lei dice pilotata? No, ma guardi, per la Lega, per il padre di Renzi e per Mimmo, come si chiama quell'altro? Mimmo Lucano, condannato a 13 anni, candidato anch'egli al Consiglio regionale in Calabria per la sinistra, diciamo, per una lista di sinistra. Ecco. Quindi ecco, stavo dormendo sonni tranquilli e sono stato svegliato di soprassalto. Devo dire che per quanto ci riguarda si tratta di, io non voglio sminuire il lavoro di nessuno, dire se era importante o non era importante, era un collaboratore molto stretto del nostro segretario, incappato in una vicenda che ancora oggi non si capisce se ha dei rilievi penali, però sa, di vicende che non hanno rilievi penali che però fanno parlare molto, io ne so qualcosa, e quindi devo dire che si vedrà quello che succederà e diciamo che sembra, ecco, una questione sulla quale dai contorni ancora molto, molto poco chiari. Certo che questo ovviamente ben orchestrato dai media è stato l'ultimo argomento di una campagna elettorale nella quale si è deciso di non parlare più dei programmi e dei candidati, ma di parlare di cosa fa una persona in casa sua, uno che non è candidato a niente e che non è neanche iscritto alla Lega, però questo, diciamo, è il mondo nel quale viviamo, visto che anche Fratelli d'Italia ha avuto i suoi problemi a orologeria e purtroppo viviamo in questo mondo e dobbiamo attrezzarci. Per quanto riguarda tutta la questione delle 2 leghe, una lega, 3 leghe, eccetera, io ho letto recentemente, penso ieri o l'altro ieri, un'intervista sul Libero del governatore Zaia che metteva fine a tutte queste, diciamo, questioni che erano più giornalistiche che altro. Devo dirle anche sinceramente che qualunque sia il risultato di queste elezioni amministrative, che per quello che so io in questi minuti, ma che non voglio comunicare anche per questioni di scaramanzia, vedo buone in Veneto, però devo dire qualunque siano i risultati del centrodestra non credo che vi siano capovolgimenti o sconvolgimenti di leadership all'interno di quello che è il mio partito, la Lega, che comunque deve a Matteo Salvini una grande abnegazione, deve una campagna elettorale fatta piazza per piazza. Qui è venuto a Conegliano, è venuto a Montebelluna, non si è mai sottratto all'abbraccio dei militanti, dei sostenitori, ad ascoltare le persone, e io questo credo che noi come Lega glielo dobbiamo, e dobbiamo anche eventualmente, io non sono, come si può dire, appassionato di tiro al piccione, e se posso fare una battuta sono più affezionato al tiro alla fune, nel quale insomma tutti tirano, è un gioco di squadra nel quale tutti tirano dalla stessa parte, piuttosto del tiro al piccione dove tutti tirano contro una persona. In qualunque momento la Lega ha saputo fare squadra attorno alle leadership e i militanti hanno saputo ricompattarsi, e io credo che a Matteo Salvini noi dobbiamo questo per ciò che ha fatto all'interno del nostro partito, per le prospettive che ci sta ancora dando e per tutto quello che ancora ha da dare. Benissimo, allora un velocissimo collegamento da Cittadella, vedo la nostra Erinda Chitezza, credo con la candidata di centro-sinistra. Allora Erinda. Ecco Nicola, sì, siamo proprio in centro Cittadella con il candidato PD Paola Lollato. Candidato, è la primissima volta che si candida a sindaco, un'affluenza piuttosto bassa. Secondo lei come mai? Ma io la spiego con una disillusione, una disaffezione dell'elettore nei confronti della politica. Probabilmente l'elettore ha bisogno di coerenza, ha bisogno di messaggi chiari, e secondo me la politica in questi ultimi mesi non è stata abbastanza convincente, quindi ci siamo ritrovati anche qui, che è un comune dove solitamente le persone votavano in maniera massiccia, ci siamo trovati ad un'affluenza del 56% che è bassissima. E come si fa secondo lei ad attirare le persone? Beh, allora noi cercheremo di farlo, abbiamo anche nel nostro programma, nelle nostre intenzioni, quello di coinvolgere
soprattutto quello che sono gli abitanti delle frazioni, e ricreando diciamo dei comitati di quartiere o dei comitati di frazione. Quindi noi abbiamo già in mente qual è la strategia per ricominciare, diciamo, a far amare la politica alle persone. Secondo lei Cittadella di che cosa ha bisogno? Allora, ha bisogno di più unione, secondo me, di più unione, di più senso di comunità, che in questi anni è stato perso. Ha bisogno di avere più connessione con il territorio circostante, quindi di far rete con i comuni intorno. Ha bisogno, secondo noi, di più interventi per quanto riguarda il sociale e soprattutto ha bisogno di più attenzione all'ambiente, quindi noi diciamo a gran voce stop al consumo di suolo e sì alla ristrutturazione e riqualificazione dell'esistente. Quindi lei, tra l'altro, donna, sindaca, candidata, auspicio? Allora, io sono abbastanza... Ho i piedi per terra abbastanza, quindi so quali sono le nostre possibilità, insomma, in questo momento come partito e come gruppo. Io mi auguro veramente che ci sia una più unione a livello, diciamo, di comunità, che i cittadini tornino verso di noi e che soprattutto più donne comincino a collaborare e a far politica. Benissimo, grazie. Nicola, io se tu hai delle domande... No, devo andare da altri ospiti. Allora, grazie a Irinda. Allora, vedremo fra poco, insomma, Lolato si confronta con una corazzata, diciamo, di centrodestra abbastanza compatta, che è quella di Piero Boni, sindaco uscente. Lo vedremo fra poco anche i primissimi risultati. Volevo chiedere a Crea, dicevamo prima, un confronto, quello elettorale, dal quale poi dipendono ovviamente anche nelle grandi città, soprattutto nelle grandi città, il futuro anche probabilmente degli equilibri, ad esempio nel centrodestra, no? Questo rapporto Salvini-Meloni che in vista di quelle che saranno le elezioni poi politiche, più volte si è detto potrebbe essere ribaltato. Come lo vede questo rapporto tra Salvini e Meloni? Cambiato negli ultimi tempi? C'è la possibilità che Meloni possa aspirare a quel ruolo di leader del centrodestra che i numeri, insomma, le danno? Ma era un principio cardine del centrodestra da qualche decennio, cioè il leader del partito primo, diciamo che nella classifica arriva prima degli altri, è indicato in caso di vittoria da parte della coalizione come candidato alla guida del Consiglio dei Ministri, così come aveva la stessa Giorgia Meloni proposto Salvini nelle precedenti politiche. Il rapporto personale non credo sia cambiato, certamente ci sono state alcune azioni da parte di alcuni maggiorenti degli altri partiti di centrodestra che nel momento in cui si dovevano garantire il rispetto di alcune norme di legge, alcune prassi parlamentari come quelle delle nomine delle commissioni parlamentari, soprattutto quelle di controllo, c'è stato qualche problema. Successivamente mi pare che le questioni siano risolte e gli eventi degli ultimi giorni, con una spontanea presenza tra Salvini e Meloni, soprattutto nella città di Milano, mi pare che abbiano, nella chiusura della campagna elettorale, mi pare che possano consentire tutti i detrattori all'eliminazione di qualsiasi dietrologia. Certamente i sondaggi danno Fratelli d'Italia un partito sicuramente in ascesa. Se gli exit poll, soprattutto su Roma, dovessero trovare conferma, è la dimostrazione che il candidato indicato di Fratelli d'Italia, Michetti, nonostante le grandissime perplessità manifestate anche da alcuni dirigenti leghisti, è una scelta oculata, una scelta importante, è una scelta al momento vincente per quanto riguarda l'accesso al ballottaggio.
Quindi io ritengo che al di là dei risultati di alcune città che obiettivamente difficilmente si sarebbero potute conquistare per la forza dei sindaci uscenti, faccio l'esempio di Sala a Milano che soprattutto con l'acquisizione delle Olimpiadi, grazie anche al nostro governatore Zaia, sicuramente ha avuto un elemento di spinta notevole, al di là quindi di qualche passaggio come dire già preventivato. Credo che la crescita di Fratelli d'Italia sarà nelle urne, sarà approvata dalle urne, e quindi questo andrà a confermare quello che è il calcolo sondaggistico che ci vede partito in ascesa, e quando ci consentiranno di votare alle politiche, speriamo già dal 2022, siamo certi che il dato verrà confermato. Vedevo che scuoteva la testa Pelloni su questa analisi. Ma nel senso, è vero che il centrodestra a livello nazionale ha puntato, mi sembra, su candidati nelle principali città abbastanza deboli, mi sembra di vedere. Non condivido l'analisi su Roma sinceramente, nel senso che mi aspettavo un Michetti molto più alto al primo turno, che poi si contendesse con il centrosinistra a un eventuale ballottaggio al secondo turno. Il centrosinistra andava separato, c'è Calenda, con la Raggi si andava separati, però sappiamo che in Lazio il centrosinistra governa già all'interno della regione con il Movimento 5 Stelle, quindi non capisco, diciamo, il dato positivo su Roma per il centrodestra. Io mi aspettavo sinceramente che fosse almeno 10 punti sopra, attorno al 40, mentre immaginare già un testa a testa fra Michetti e Gualtieri già a un primo turno sinceramente lo trovo sorprendente. Poi invece confermo condivido l'analisi di Crea sulla debolezza quasi imbarazzante del candidato del centrodestra leghista a Milano, che essenzialmente mi sembra davvero una partita proprio per presentarsi, per non lasciare Sala da solo, mentre mi sembra interessante la sfida su Torino, sulla quale invece l'Appendino non si è ricandidata, il centrodestra era dato in vantaggio, vediamo gli exit poll, sembra che invertano questa tendenza, però si tratta solo di exit poll e la partita sul secondo turno secondo me sarà abbastanza interessante su Torino. È chiaro che qualora il centrosinistra, anche a seguito del secondo turno, riuscisse a fare un 5-0 sarebbe un dato sinceramente sconvolgente, partendo dalla situazione in cui governava a Bologna, dove viene con serenità riconfermato, e Milano, però Napoli, Roma e Torino insomma mi sembrano sfide davvero importanti. Al momento lo scenario di un 5-0 sarebbe uno scenario abbastanza sconvolgente, ripeto, per la situazione in cui si propone, con un centrodestra che è dato a livello nazionale dai sondaggi in fortissimo vantaggio sul centrosinistra. Sentivo Crea e sentivo che Barbisan, vedo Ilaria Marchiori, Marchiori e poi Crea. No, 5-0. Oggi la compagine PD 5 Stelle governa i grandi 5 capoluoghi di regione che vanno al ballottaggio. Se li doveste vincere tutti e 5, non è che vedo una situazione di grande rovesciamento del fronte politico, perché comunque il PD ne governa 2 e passa a 5. Mettendovi insieme ai 5 Stelle o al primo turno o al secondo, andreste a governare esattamente le stesse città che governavate con prima. Candidati solo del PD, però. Quindi, vabbè, ma questo è un vostro problema con 5 Stelle. A me mi interessa, guarda, tra voi e 5 Stelle purtroppo ormai non so dove cavargliene, per dove mettergliene, quindi non mi interessa molto. Io guardo il dato politico, l'alleanza PD 5 Stelle, l'EU, Speranza eccetera, insieme prima ne governava 5, adesso ne governerà 5 se vinceranno tutti i ballottaggi. Sinceramente non vedo questo capovolgimento di fronte incredibile. Poi vedremo man mano che arriveranno i dati veramente quali sono i dati. Comunque l'Italia è anche molto più grande e molto più complessa di questi capoluoghi che comunque vanno al voto. C'è una regione che va al voto, mi dispiace doverlo ricordare, però ho visto che non se ne parla mai, la Calabria, nella quale grande probabilmente con più elettori della città di Milano, però della quale non si parla mai, dove il centrodestra stravince. Per carità,
Noi poi, se volete, ritorniamo a bomba sulle questioni locali, ma se vogliamo dare uno sguardo un po' più ampio di quello che è, 5 ne governavate e se continuerete a governarne 5 insieme ai 5 Stelle sarete bravi ad averle tenute. Il PD era in minoranza. Aspettate un attimo, così libero Ilaria Marchiori. Poi siete la stessa roba ormai, Stefano. Non è detto siete che la stessa roba. siamo la stessa roba, non è vero. Arrivo da voi fra un secondo, torniamo un attimo e poi vado anche da Crea. Ilaria Marchiori, che è a Chioggia con la candidata Alessandra Penzo di Obiettivo Chioggia, è così? Sì, ecco, sono proprio con Alessandra Penzo di Obiettivo Chioggia, l'unica candidata donna tra i 6 qui a Chioggia. Allora, innanzitutto doveroso un commento con Alessandra su questa bassa affluenza che c'è stata anche a Chioggia. Dicevamo anche poco fa, mentre attendevamo di collegarci, le persone, gli elettori hanno poca fiducia. Ma gli elettori sono stanchi. Il mio sentore è stato durante questa breve campagna elettorale proprio di una sfiducia verso la politica in generale. Diciamo che la situazione a livello nazionale ha destabilizzato un po' anche l'elettore cittadino. Io mi sono resa conto che tutti ritengono che votando centrodestra o sinistra sostanzialmente al governo ci siano sempre le stesse persone e non cambi granché. Quindi una sfiducia pesante. Ecco, Penzo, secondo lei si potrebbe addirittura arrivare ad avere il nuovo sindaco già questa sera? La probabilità è abbastanza elevata, secondo lei? Beh, il centrodestra è sicuramente forte, è la coalizione più grossa e dopo tantissimi anni a Chioggia si presenta si presenta unito, quindi non si esclude nulla, stiamo a vedere. Ecco, ricordiamo che si tratta proprio di un centrodestra unito nella figura di Mauro Armelao che riunisce appunto Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e che appunto se vincesse e tra l'altro già al primo turno sarebbe un risultato non da poco in una città come Chioggia, giusto? Ma un risultato storico se dovesse accadere e rispecchierebbe quella che è la volontà dei cittadini, quindi aspettiamo. Ecco, sentivo prima in studio si parlava della posizione della figura del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle che qui a Chioggia ha governato nell'ultima tornata. Ha governato sì, Alessandro sotto, Ferro, peraltro con Alessandro Ferro. Fu anche una vittoria importante, fu una vittoria importante 5 anni fa perché insomma era un comune, esatto. il comune più diciamo molto importante che veniva conquistato dal Movimento 5 Stelle. Sì, fu una vittoria importante, però dicevamo dallo studio, una vittoria importante fu quella del Movimento 5 Stelle, però che cosa è successo Penzo in questi anni, soprattutto ultimamente, perché ricordiamo che Alessandra Penzo faceva parte della Giunta Ferro e ha deciso di uscirne. Sì, io entro in giunta come tecnico esterno, come assessore esterno, quindi non da eletta e dopo 2 anni, il 17 febbraio, ho deciso di dimettermi. Sostanzialmente non ha rispettato, a parer mio, quello che era stato il mandato degli elettori e le promesse che erano state fatte nella lunga campagna elettorale del 2016. Quindi qui si sente in maniera importante una delusione verso il Movimento 5 Stelle e l'amministrazione uscente. Ecco, l'avete sentito, dunque c'è proprio delusione nei confronti dei 5 Stelle che sappiamo in questa tornata elettorale si sono candidati con la figura di Daniele Stecco, il sindaco Alessandro Ferro non si è ricandidato. Dunque non ci resta che attendere mano a mano che arrivino i numeri per capire anche che cosa succederà e chi correrà soprattutto e in che misura, perché arriveremo a un ballottaggio, forse no, forse avremo già il nostro sindaco, ma sarà molto interessante capire anche in che posizione sarà il Movimento 5 Stelle stesso. Certo. Allora ti ringrazio, grazie a Ilaria Marchiori. Prima di andare da Lina Paronetto che è a Conegliano e prima di sentire un attimo Crea, volevo andare a vedere i primi risultati molto parziali dal sito del Ministero dell'Interno. Dicevamo prima a Dolo abbiamo visto una sezione su 15, adesso sono già 2 su 15 con Naletto che fra poco avremo in collegamento, il vice sindaco reggente uscente, insomma, che ha preso il posto, che ha retto il comune dopo la morte del sindaco Polo. 2 su 15 e Naletto sindaco, il candidato sindaco Naletto al 66,04%, con Fabio Dei Rossi, Lega Salvini Fratelli d'Italia
Italia e Forza Dolo, quindi il centrodestra al 21,55, poi Carlotta Vazzaler che abbiamo visto prima al 7,26% e Emilio Zena al 5,15%. Due sezioni su 15 scrutinate, ma non è l'unico, perché c'è anche un dato, adesso torno qui, anche questo molto parziale, su Cavarzere, 1 su 16, e qui invece vediamo Pierfrancesco Munari al 54%, quindi centrodestra, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, in questo caso insomma compatti insieme, mentre Andrea Fumana al 30,5%, l'altra Cavarzere, e Paolo Fontolan al 15,5% con Idea per Cavarzere, ovviamente molto parziale, siamo a una sezione scrutinata su 16. Queste le primissime che riusciamo a vedere da qui sul sito del Ministero dell'Interno, ma contiamo di averle poi anche in grafica con il nostro Francesco Ceron. Forse abbiamo, eccola qui, abbiamo Lina Paronetto a Conegliano insieme a Simone Merlo, credo di non sbagliarmi dalla mascherina, e Floriano Zambon con lei. Bravissimo, sei fisionomista Nicola, è proprio Floriano bene. Zambon, anche se dietro la mascherina, sindaco storico di Conegliano, eccolo qua, sindaco storico di Conegliano, non in corsa in queste elezioni, ma lei ha dato un appoggio ufficiale pubblico a Piero Garbellotto, perché? Ma io penso che dopo tanti anni sia anche giusto un cambio. Io personalmente reputo che questa divisione del centrodestra non abbia fatto assolutamente bene, ovviamente ci sono dei responsabili, e quindi penso che una soluzione per il futuro della città sia quella di un rinnovamento, ed è paradossale che lo dica io, però ho cercato di dare anche un esempio, quindi non lo dico soltanto, ma io non mi sono candidato proprio per dare questo segnale che mi auguro poi i cittadini abbiano colto. Mi pare di capire dai primi risultati, dai primi numeri che ci sono, che c'è questo orientamento, perché sia Garbellotto sia il candidato del centro-sinistra raccoglie un consenso che è abbastanza importante, e quindi mi pare che la città vada in questa direzione. Per quanto riguarda la partecipazione al voto, c'è stato un incremento rispetto al 2017, questo è anche un buon segno, dovuto probabilmente anche al fatto che lo spazio per andare a votare era più ampio. Rimane il fatto che il 53,80, il 54% non è comunque una percentuale giusta, secondo me, soprattutto quando si decidono gli amministratori del territorio. È bene che la partecipazione ci sia, e mi fa venire in mente una mia prima campagna elettorale che ho fatto con uno che diceva che o di politica ti occupi o è la politica che si occupa di te. Ecco, io penso che sia importante essere protagonisti, e quindi quel 47% che non ha votato, il 46%, deve sapere che comunque è come avesse votato, perché ha votato perché vince. Esatto, perché proprio Floriano Zambon ci ha dato il numero definitivo a pochissimi istanti prima di questa diretta. Abbiamo detto 53,81, è meno di quello che si aspettava. Anche proprio in termini di risultato poi. Diciamo che partivamo da una percentuale inferiore che nel 2017 era del 51. Come dico, secondo me era un richiamo, doveva esserci più alto. C'è un'altra motivazione, non per andare in cerca delle giustificazioni, del fatto che in questo Paese manca una norma che riallinei automaticamente i comuni, cioè non è possibile che ogni anno si vada a votare. C'è stata una grande occasione che il Parlamento ha perso, che è stata quella della cosiddetta riforma delle province, che porta il nome di Del Rio, e mi meraviglio che uno come Del Rio, che è stato sindaco presidente dell'ANCI, non abbia avuto la capacità di introdurre, perché ci sono norme che riguardano i comuni in quella legge, anche un sistema di riallineamento automatico per quei comuni che, ahimè, concludono anzitempo la loro esperienza amministrativa. A Conegliano è successa 2 volte, quindi diciamo che dal 1998 noi eravamo sfalsati rispetto alla chiamata ampia. Quindi è chiaro che nell'anno che vengono chiamati più del 50% dei comuni c'è l'aria delle elezioni. Quest'anno onestamente in provincia di Treviso su 95 comuni votavano in 7, e per fortuna che tra l'altro votavano comuni più grossi, perché Conegliano, Montebelluna, Villorba, Oderzo sono comuni di una certa rilevanza. Se il comune fosse andato a scadenza, fra virgolette, naturale, in virtù dello sfalsamento precedente, cioè come il prossimo anno, sarebbe stato l'unico comune grosso con alcuni comuni piccoli. Ecco, io penso che il legislatore
per invogliare la gente a tornare a votare alle amministrative, dovrebbe mettere a posto questa cosa. Secondo me non lo fanno per 2 ragioni e lo dico con molta serenità. La prima è perché così ogni anno c'è un sondaggio gratuito, perché tutto sommato questo qui domani stasera tutti quanti commenteranno il risultato e per tutti è un sondaggio gratuito. La seconda è che in questo modo non votando tutti quanti lo stesso anno, sostanzialmente c'è un equilibrio, perché un anno magari tira di più il centrodestra, l'altro anno tira di più il centrosinistra e quindi in qualche modo È un contentino per tutti. sempre un contentino, ma io penso che non si faccia l'interesse del Paese, non si fa l'interesse della democrazia, quindi non si chiama la gente al voto con il richiamo giusto e al tempo stesso per Conegliano è un problema relativo, perché Conegliano fortunatamente, essendo il secondo comune della provincia, conta negli organi, diciamo, sovraordinati. Ma mi metto nei panni di un sindaco e di un comune piccolo che è sfalsato rispetto agli altri, non partecipa a nessun tavolo, perché evidentemente i rinnovi degli organi sovraordinati avverranno a scadenza, diciamo, della tornata grande, e che comunque alla fine ci si troverà che questi comuni piccoli sono costretti a rincorrere la tornata che si tiene ogni 5 anni. Lei questa cosa la ripete da parecchio tempo, me lo ricordo. Senta, Lega, ago della bilancia, anche in vista di un eventuale ballottaggio, è così? Beh, la Lega, nella situazione che si è venuta a creare a Conegliano, è chiaro che la Lega ha un ruolo importante per i numeri, perché tradizionalmente la presenza della Lega a Conegliano non è una presenza fortissima, dovuta a questa conclusione anzitempo della tornata amministrativa del 1996. Da lì, insomma, ha sempre avuto numeri non proprio così significativi. Però se il risultato sarà di una Lega intorno al 20%, indubbiamente questo determinerà anche il risultato finale assieme agli altri partner che ha il candidato Garbellotto. Un'ultimissima cosa, ha qualche report dai seggi? Ma c'è qualcuno, sì, diciamo, quelli che sono arrivati fino adesso, c'è una dominanza di Garbellotto su Chiesa e sulla Di Gaspero, che sono dati più o meno agli stessi numeri, però evidentemente trattandosi di 3-4 seggi non è dato, non è un test significativo. Insomma. Certo, ma insomma noi siamo curiosi di quanto lo stacco. Ma lo sta guardando, insomma, Garbellotto su questi qua intorno al 40 e gli altri sono sul 25-27, 40 più 30 fa 70 più 30 fa 100, quindi non può essere 40 più 30 più 30, è un 40, 27, 27 e poi ci sono i resti degli altri due. Certo che in vista di un ballottaggio si ribalterebbe tutto di nuovo con questi numeri. Il ballottaggio, allora io dico questo, anche sul ballottaggio ho la mia opinione. Il ballottaggio va bene per i francesi, non va bene per gli italiani. È come quando si fanno gli exit poll e mette in difficoltà voi giornalisti e mette in difficoltà anche i professionisti. In Francia quando uno esce dal seggio dice cosa ha votato con molta sincerità, qui invece è automatico che ti dica il contrario, quindi probabilmente è da rivedere. Il tema del ballottaggio ha un senso se non è chiaro chi ha vinto. Allora il ballottaggio può essere ammesso secondo me se lo scarto è inferiore al 5%, ma nel momento in cui ha superato il 5% la democrazia si è già espressa. Voi pensate a quelli casi che sono capitati anche qui in Veneto, ricordo il caso di Miro Mirano, adesso non ricordo di quel candidato che aveva preso il 49,5% che era del PD e il grillino che aveva preso il 22%, alla fine poi ha vinto quello del 22%, con una partecipazione al voto molto inferiore rispetto al primo turno. Secondo voi la democrazia è rispettata o è presa in giro? Secondo me è presa in giro. Grazie a Floriano Zambon per i tanti spunti come sempre che ci dà e io restituisco la linea allo studio. Grazie Elena Paronetto, grazie a Floriano Zambon, grazie a Simone Merlo. Crea, cosa dice di questa analisi, soprattutto nell'ultimo passaggio sul ballottaggio di Zambon? Sottoscrivo in pieno due aspetti, sia quello del riallineamento di tutti i comuni e quindi fare delle elezioni di medio termine come si fa negli Stati Uniti per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, e soprattutto per quanto riguarda il ballottaggio. È assolutamente corretto quello che diceva Floriano Zambon. Devo dire che questo è una considerazione che va riproposta anche nelle valutazioni di quelli che sono i ballottaggi, perché se vorrei tranquillizzare Pelloni, perché parlava di sconvolgimento, non sarà sconvolto, non sarà un 5-0, perché nel ballottaggio non si ha, quindi al netto di Roma, di Milano, di Torino, Milano, Napoli e Bologna,
che anche dalle proiezioni danno la vittoria al primo turno. Per quanto riguarda Roma e Torino invece ci sarà con ogni probabilità, a Roma sicuramente, a Torino probabilmente, il ballottaggio. Al ballottaggio non ci sarà, e l'esempio di Floriano Zambon ne è una rappresentazione plastica, non è la somma di tutti i partiti che fanno parte di una coalizione del centro-sinistra che si aggregano per far vincere, facciamo l'esempio di Roma, Gualtieri, perché ci sono dinamiche politiche e quindi eventuali accordi di secondo turno, gli apparentamenti, e c'è soprattutto il fatto che non tutti coloro, il ballottaggio sia sempre fisiologicamente non un incremento dell'affluenza alle urne, ma un decremento, e quindi bisogna capire se quel decremento è determinato soltanto da coloro che non fanno parte degli elettori delle liste che sono state escluse dal ballottaggio, e quindi è evidente che l'aspetto della sommatoria dell'area se parliamo di Roma, del centro-sinistra tra la Virginia Raggi, forse Calenda, ma lì c'è un grosso punto interrogativo, sommato a Gualtieri, darà la vittoria al centro-sinistra. Su Roma avremo delle grandissime sorprese. Pelloni? Sul ballottaggio, quello che ha detto Zambon. Ma io sinceramente non capisco, se posso comprendere l'idea del turno unico o di 2 turni separati per le comunali ogni tot anni, ma raggrupparli maggiormente per non avere elezioni di comuni, di piccoli comuni, di medi comuni costantemente ogni anno. Sui ballottaggi sinceramente non capisco bene in che senso si voglia andare verso questa modifica. Per me, se si vuole ritornare cioè se si vuole togliere il ballottaggio, si ritorna a uno schema proporzionale in cui i consiglieri comunali decidono il sindaco nei consigli comunali, e può essere un sistema interessante. Mi sembra però che la legge sui sindaci funzioni e stia dando esempio di funzionare, quindi io non la modificherei. Barbisan. Io sul ballottaggio dico solo che forse non ha senso il ballottaggio in comuni che hanno 15, 16, 17 mila abitanti, e così per quella che è la mia esperienza, visto che abbiamo sentito tutti sul ballottaggio, mi permetto di dire anch'io la mia, alzerei la soglia, lo terrei per quelle che sono le città capoluogo e indiscriminatamente, perché può esserci un dato politico, il ballottaggio può aiutarci a farlo apprezzare, e per le città almeno che siano sopra i 30.000 abitanti o sopra i 50.000 abitanti. Sotto, immaginare un ballottaggio in comuni di 15-16 mila abitanti come oggi avviene mi sembra stressare le regole della democrazia e chiamare i cittadini a un esercizio di più del proprio diritto di voto, che però tante volte potrebbe essere già risolto al primo turno. Teniamo conto che se oggi ci siamo lamentati dell'affluenza bassa al primo turno, non so se ci rivedremo qua tra 15 giorni, commenteremo affluenze da minimi termini e nelle quali solo addetti ai lavori praticamente sono andati a votare. Ci rivedremo qui e cercheremo di ricommentare. Allora vediamo intanto le prime sezioni scrutinate. Come dicevamo prima, dovremo andare proprio da Anna Maria Parisi adesso a Dolo, che è proprio con Naletto. Eccolo qua, siamo a 2 sezioni scrutinate su 15. Naletto, che è il vice sindaco reggente uscente, sta al 66%, 2 sezioni scrutinate su 15, poi Dei Rossi a 21,6 e Vazzoler a 7,3. Potrebbe esserci anche l'altro candidato. Allora andiamo proprio da Anna Maria Parisi, da Naletto. Sì, eccoci, buongiorno. Vedi, mi sono spostata, ho cambiato sede, sono accanto al vice sindaco Gianluigi Naletto. Buonasera vice sindaco, anzi candidato sindaco. Un commento intanto volevo farti vedere dove ci troviamo. Dunque, alla nostra sinistra, vedi, uscendo, sta ancora piovendo, c'è vedi, eccolo qua, l'edificio rosso. Questa è la sede del comune, quindi si trova proprio di fronte, l'inaugurante, ce lo auguriamo, vice sindaco, alla sede invece elettorale del Naletto sindaco candidato. E poi dietro di me, vedi,
Eccoli qua. La macchina organizzativa con anche i candidati consiglieri e non soltanto, che stanno stanno visionando i risultati parziali, diciamo così. Allora, torniamo a noi invece. Dunque 66% le preferenze che ha raggiunto fino adesso per le 3 sezioni scrutinate su 15. Sì, sono un risultato che fa ben sperare, che conferma un indirizzo positivo che anch'io con tutta la mia squadra abbiamo colto sul territorio e che segna anche una controtendenza su una disaffezione un po' generale della politica e questo insomma ci inorgoglisce anche per il tanto impegno di tutti e soprattutto la passione di stare con la gente sul territorio. Ecco, a tal proposito volevo dirti anche, Nicola, giusto ricordare che in questa civica di Naletto Sindaco Dolo Città Gentile confluiscono tante anime, le anime liberali di questa comunità con anche il mondo dell'associazionismo, il mondo, tra l'altro una parte di Forza Italia e una parte del PD, un progetto che continua, diceva lei, nel nome di Alberto Polo, il sindaco che è venuto a mancare per una grave malattia a gennaio scorso. È vero, tutto è nato da oltre 20 anni con l'amico e compianto Alberto Polo e io da una parte dello scenario politico, dell'architettura insomma, del Consiglio Comunale di Dolo e lui dall'altra. Insieme abbiamo avviato un percorso dove non ci siamo chiesti da dove venivamo ma quanto invece dove volevamo andare assieme. E quindi ecco questa lista che è una continuità con una innovazione importante, cioè continua questo spirito laboratoriale dove le migliori anime riformiste, liberali, cattoliche democratiche, anche socialiste, ecco, si sono ritrovate e hanno confluito poi insieme anche ad espressione della società civile, del mondo associazionistico e quindi ecco, questa è la città veramente che si esprime in una sintesi appunto civica. Ecco, poi partecipavamo qui Nicola anche al dibattito che si stava avendo in studio fino a poco fa, prima che ci collegassimo, ovvero la questione del ballottaggio. Anche Naletto voleva dire la sua. Ma sicuramente l'intero impianto ecco, amministrativo locale deve essere, a mio avviso, riammodernato, diremo aggiornato un po' ad una realtà che non è più quella, se volete, ideale, no, giuridicamente sino ad oggi definita. Ecco, e su questo sì, forse sono d'accordo con chi come dire, apre ad una valutazione anche sull'utilità e comunque ecco, sul prendere in mano, riprendere in mano il modello giuridico che governa le amministrative, senza contare poi la questione delle responsabilità del sindaco, altra versante insomma molto delicato che necessariamente per le sfide che oggi il sindaco ha così com'è ritengo che sia starato rispetto ai reali bisogni e alle reali aspettative della comunità. Benissimo Anna Maria, ti devo lasciare. Ci vediamo più tardi. Certo, certamente quando avremo magari qualche altro seggio scrutinato. Allora, noi andiamo adesso subito da Montebelluna, da Cristian Arboet, dovrebbe essere con il candidato di centro-sinistra Miotto. Le approfitto per salutare Riccardo Barbisan, Fabio Crea in collegamento e Stefano Pelloni, perché adesso c'è un cambio di ospiti, quindi questa trasmissione, questa maratona insomma è una via vai ovviamente di ospiti. Allora li saluto e li ringrazio, approfitto del collegamento con Arboet. Cristian. Sì, benissimo. Buongiorno Nicola, buongiorno a te, ai tuoi ospiti e telespettatori. Mi trovo qui all'esterno della sede della coalizione di centrosinistra con Lorena Miotto. Prima ti do un
una panoramica sul voto qui a Montebelluna, l'affluenza si è fermata al 47%, il 10% in meno rispetto alla precedente tornata amministrativa, per qualcuno un crollo, comunque un segno di disaffezione al voto anche abbastanza evidente. Ti ricordo qui a Montebelluna una sfida secca, a due, tradizionale all'insegna del più classico bipolarismo, centrodestra da una parte, centrosinistra dall'altra, entrambe con le forze appunto politiche ma anche con consistenti parti del mondo civico. Allora, ci sono già i primi dati, te li mostro brevemente. Qui ecco c'è Loreno Miotto, ma prima appunto Loreno Miotto si ferma un attimo con noi, ti mostro questi dati che sono relativi, non so se si vedono, ai primi seggi scrutinati. Il primo seggio, come puoi vedere, siamo a 240 per Bordin, 138 per Miotto, uno dei seggi di guarda, 312 il seggio numero 13 per Bordin, 200 per Miotto. San Gaetano, per il momento uno dei risultati forse più eclatanti e evidenti, 403 per Bordin, 125 per Miotto, però appunto il pomeriggio elettorale è ancora lungo e staremo per l'appunto a vedere quale sarà poi il risultato finale. Quello che è certo, appunto, come ti dicevo, questa affluenza in calo evidente. Quindi ringrazio e saluto Loreno Miotto, che è appunto qui con noi. Miotto, ecco, un primo commento di questo voto. Partiamo da questa affluenza in calo. Sì, un'affluenza, un calo notevole, questo probabilmente ha condizionato anche il risultato. Da quanto ci sta arrivando adesso dai seggi vediamo il successo del centrodestra. Probabilmente il tema della continuità, dopo 10 anni continuiamo il lavoro, ha premiato il candidato di centrodestra e le liste che sostengono. Montebelluna è una realtà difficile, una realtà un po' segnata da una certa area politica. Noi abbiamo fatto il possibile, sono molto contento anche del lavoro che abbiamo fatto come squadra, come persone, e continueremo la nostra battaglia in Consiglio Comunale, portando avanti le nostre ragioni, portando avanti le nostre idee e cercando di lavorare anche sul territorio. Questo è il programma del futuro che dovrà vedere protagonisti molti giovani. Ecco, Miotto, Bordin era un suo allievo, lei è un insegnante alle medie di Biaden, dove è anche vicepreside, quindi lei lo conosce, Bordin fin dalla, diciamo così, dalla prima adolescenza. Che persona è? Adalberto è una persona che ho conosciuto soprattutto negli anni della preadolescenza, poi ho mantenuto dei rapporti, un ragazzo che lavora e che fa il suo impegno c'è. Ecco, probabilmente adesso che diventerà sindaco dovrà faticare soprattutto a tenere unita la sua squadra. Sappiamo che questo centrodestra qui a Montebelluna è diviso e quindi sarà compito suo puntare all'unità, e noi saremo sempre lì pronti a sostenere le nostre idee, come dicevo prima, e a verificare se davvero questa squadra che adesso ovviamente ha vinto la città è in grado di continuare ad amministrare. Noi abbiamo le nostre perplessità, avevamo pensato un programma particolare, l'elettorato ha premiato gli altri, quindi rispettiamo, ma noi torneremo alla carica. Quindi di fatto lei, Miotto, già parla di sconfitta, mi pare di capire. Sì, da quello che così vedo da risultati, meno che miracoli sono sempre possibili nel mondo, però da un piccolo esame adesso, soprattutto su seggi importanti della città, vediamo un risultato molto forte. Quindi lei è pronto assolutamente all'opposizione, dove porterà i temi, immagino anche della transizione ecologica e del PNR. Certo, sicuramente. Noi saremo un pungolo per questa amministrazione. Lo siamo stati per 5 anni, continueremo a farlo con più carica e con più volontà, proprio perché vogliamo far capire che il nostro programma è un programma forte. Grazie Miotto. Ecco, come hai sentito, Nicola, non so, ecco,
adesso solo un attimo, Nicola, che ritorno. Sì, questa è la piazza dove poi si trova la sede del Partito Democratico a Montebelluna. Dei democratici, volevo anche, c'è anche Laura Puppato, volevo ascoltami, quindi diciamo, il dato ufficiale ancora non c'è, ma Miotto insomma dice ha vinto Bordin. Sì, sostanzialmente lo hai sentito. Tra l'altro c'è da dire una cosa, Nicola, questa campagna elettorale qui a Montebelluna è stata caratterizzata da un fair play, come ti dicevo prima, senza precedenti per certi versi. Si è molto concentrata anche sui temi, come hai sentito lo stesso Miotto ha usato parole all'insegna del massimo stile, questo va detto e riconosciuto. Quindi i primi dati che arrivano parlano abbastanza chiaro. Nel seggio di San Gaetano il dato del centrodestra è stato triplo rispetto a quello del centrosinistra ed è uno dei seggi principali qui a Montebelluna, dove va detto comunque lo spoglio è ancora in corso. Fra poco ci sposteremo anche nelle altre sedi elettorali da Bordin, dove Bordin è con i rappresentanti della sua lista civica Grande Montebelluna e con quelli della Lega, mentre Fratelli d'Italia con Claudio Borgia è nell'altra sede, nella sede appunto del partito proprio qui a Montebelluna. Raggiungeremo anche loro. E penso che la Puppato si è liberata, quindi ricordiamo appunto Laura Puppato, insomma la conosciamo tutti, è appunto stata sindaca di Montebelluna. Per anni sindaca di Montebelluna, certo. Gruppo, insomma adesso Puppato, eccoci qua, la microfono, c'è in diretta Nicola Zanetti. Puppato, parlavamo prima, l'affluenza è stata comunque bassa, da qui bisogna partire per qualsiasi valutazione politica. Sì, al di sotto del 50%, diciamo che normalmente se non ci fosse una situazione del genere sarebbe un comune che dovrebbe tornare al voto, perché il limite è il 50%, no? Addirittura anche quando si fanno i referendum. Quindi 50% onestamente era una soglia che pensavo si superasse facilmente in questa occasione, avendo a disposizione già da subito, perché questa insomma è un ballottaggio, diciamo, a Montebelluna ci sono solo 2 candidati, quindi questa bassissima percentuale di votanti la analizzeremo, ma credo che sia sintomatica anche di una campagna probabilmente molto blanda, che non ha sortito particolari interessi, che non ha attirato le persone. Troppo fair play? Forse sì, non lo so. Fair play è un termine che magari poco si addice, nel senso che credo, al di là di tutto, che non ci sia stata un'evidenza nella programmazione, nel senso che non si è presentato un programma completamente diverso. Si è parlato molto di aver visto una città gestita negli ultimi anni abbastanza male, con la necessità di manutentarla, eccetera, però ovviamente gli altri hanno fatto anche molte promesse, quindi credo che non ci sia stata proprio, come dire, molta voglia di andare a votare per decidere qualcosa di rilevante. Forse questo è l'elemento che mi sento di dire. Poi da parte nostra adesso valutiamo anche i risultati che stanno arrivando, perché abbiamo soltanto qualche seggio e per la verità sono anche tutti seggi di zona di Montebelluna dove normalmente politicamente siamo decisamente molto deboli, quindi la parte periferica, diciamo. Ci consoliamo moltissimo di solito con il centro e con il PEP. Altra questione non consolatoria ma da valutare è certamente il tema Milano, Napoli, Bologna, Torino. Roma rischia la cannibalizzazione, come dicevo da tempo, Calenda, Gualtieri, che insieme fanno quasi il 50%, ma rischiano di non andare al ballottaggio. Quindi penso che sia presto per dire esattamente che cosa succederà e che cosa significa questo voto. Lo analizzeremo nel locale e anche a livello nazionale. Ecco, potrebbe esserci in Veneto un fattore Zaia, perché se a livello nazionale il centrodestra ha avuto un risultato forse sotto le aspettative, in Veneto sembra invece appunto in vantaggio un po' ovunque. Potrebbe essere un'interpretazione questa? Sicuramente c'è una diversità che risulta sempre più evidente tra i vari Giorgetti, Zaia
invece che Salvini e i suoi collaterali. Quindi che ci siano tra virgolette due leghe, che una, come dire, sia in caduta libera o comunque non rappresenti più oggi l'elettorato, diciamo, italiano in misura importante, come semplicemente un paio d'anni fa, che ci dice quanto liquido sia peraltro l'elettorato, come presto possa cambiare idea rispetto alle leadership. C'è sicuramente anche questo ulteriore elemento, una lega tra virgolette diversa da quella nazionale, molto più estremista, molto meno disponibile, diciamo, a ragionare in termini di Europa e di buon senso. Poi, allora dovrei lasciarti, Chris. Sì, ecco. Cristian, ti lascio perché ho in coda un collegamento. Nel frattempo saluto e ringrazio i nuovi ospiti. Andiamo a Cittadella, se non sbaglio, dalla nostra Erinda Chitezza, ma prima saluto gli ospiti che hanno sostituito chi è stato con noi fino adesso. Allora, Giovanni Zorzi, Partito Democratico, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie. Emanuele Crosato di Forza Italia. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. E in collegamento Skype Alberto Villanova della Lega. Vediamo se c'è. Eccolo qua. Benissimo. Allora, subito andiamo a Cittadella, dove Erinda dovrebbe essere con Massimo Biton, ci vedo, e anche credo con il sindaco uscente Piero Bon. Eccolo qui. Allora, Erinda. Sì, dai, ci vediamo così. Siamo tutti... Eccoci. Vediamo se riesce a sentirci. No. Allora, aspettiamo un attimo per Erinda, andiamo da Gabriella Vasso, dacci qualche novità sul fronte vicentino, tra Caldogno, Castabissare e altri, ci sono anche i primi sindaci, vero? Allora, sì, diciamo che lo spoglio delle schede nei seggi del Vicentino sta procedendo un po' a rilento, perché in questo momento abbiamo solo intanto ufficiale il sindaco di Laghi, che è Marco Lorenzato, con il 57,53% dei voti, e invece lo sfidante Feruglio Angelo Lorenzato, sindaco uscente, che era all'interno della lista appunto qualità di sindaco uscente, col 42,47% è stato battuto. Sono stati 158 gli elettori, votanti 77, 2 le schede bianche e 2 quelle nulle. Questo al momento per quanto riguarda la provincia di Vicenza, dove ricordo sono 12 comuni che vanno al voto, di cui nessuno al ballottaggio. Caldogno sono 9 i seggi da scrutinare, uno in più rispetto alle elezioni delle scorse amministrative, e in questo momento appunto, come vi dicevo, stanno procedendo a rilento. Benissimo, grazie a Gabriella Basso. Nel frattempo ci dice il nostro Lucio Zanato che, anche se non c'è l'ufficialità ancora di tutte le sezioni, a Villorba Soligo sarebbe già sopra il 50% e quindi potrebbe essere anche eletto sindaco al primo turno, quindi il centrodestra a Villorba, la forza uscente di governo, mentre sempre in via ufficiosa e non ancora ufficiale, ma Paolo Guizzo dovrebbe essere stato rieletto sindaco di Volpago del Montello. Ci sono questi dati, insomma, che attendono l'ufficialità, restando nella Marca, ma c'è anche il veneziano su quale torneremo fra poco. Allora, vedo Erinda Chitezza a Cittadella con il sindaco uscente, nonché il candidato sindaco, e con Massimo Bitonci. Allora, Erinda. Ecco, infatti Nicola, siamo qui al seggio elettorale con, come hai già detto, anticipato tu, ma ci spostiamo appunto, parliamo direttamente con il sindaco uscente prima e che aria tira adesso che si stanno avvicinando i conteggi, gli ultimi conteggi? Ma l'aria è buona, diciamo che l'aria era buona anche prima, perché comunque la squadra ha lavorato tanto, abbiamo lavorato tanto anche in questi ultimi 5 anni, quindi è chiaro che quando uno si prepara bene le possibilità sono buone. Stiamo ancora in attesa però dei dati, adesso stanno cominciando ad arrivare i primi, insomma speriamo bene. E lei è il sindaco uscente, quindi se vincesse lei sarebbe per il suo secondo mandato, quindi diciamo ha mantenuto un po' le promesse dei cittadellesi. Che cosa si auspica per il futuro?
Ma insomma, mantenute le promesse, se riusciamo a vincere vuol dire che qualcosa abbiamo mantenuto. Io penso che abbiamo mantenuto tanto, avevamo un programma 5 anni fa importante e gran parte è stato fatto. Non tutto, come dico sempre, no, la perfezione non è di questo mondo, però la squadra ha lavorato bene in tutti questi 5 anni e si è presentata compatta a queste elezioni. Per il futuro continuiamo sulla nostra strada, abbiamo presentato un programma ai cittadini importante, un programma ambizioso, un programma che probabilmente andrà oltre i 5 anni di questo mandato. È chiaro che cercheremo di fare il possibile e cercando di fare veramente il più possibile. Questo è l'obiettivo nostro, cercare di portare servizi, opere pubbliche, aumentare la qualità di vita a Cittadella per i nostri cittadini. La qualità è già alta, però insomma si può sempre cercare di migliorare. Perfetto, e infatti fare politica spesso non è così semplice, così scontato, e infatti mi rivolgo anche che siamo qui in compagnia dell'onorevole Massimo Bitonci, che tra l'altro è stato sindaco per 2 mandati a Cittadella e sindaco anche di Padova. Onorevole, come si fa a fare politica e cercare di mettere d'accordo più persone, ma in maniera abbastanza, diciamo, cercando di appunto mantenere gli equilibri? Tanto un caro saluto a tutti. A Cittadella è un po' l'esempio di come bisogna fare politica. Ormai la città è governata dal 94 in poi, fra un po' saranno 30 anni. Però c'è stato sempre un gran rinnovamento all'interno della compagine, nel senso che ogni sindaco ovviamente ha avuto nuovi assessori, sono entrati nuovi consiglieri, quindi quella chiave è sempre mai fossilizzarsi ma rinnovare sempre la squadra e dopo lavorare, e certe volte si fanno delle scelte che possono insomma non essere capite subito, però il sindaco ha il compito, certe volte anche ingrato, ma ovviamente molto importante, di guardare al futuro. Quindi si fanno delle scelte pensando che magari possono essere inizialmente impopolari, come è successo qua a Cittadella quando abbiamo chiuso il centro storico, c'era il doppio senso di circolazione, semaforo in centro, e mi ricordo la rivolta dei commercianti, oppure anche in altre situazioni. Dopo però i risultati poi arrivano, perché si guarda in là, non si guarda insomma al giorno dopo, ma si guarda le prospettive degli anni dopo, e così l'investimento sulle mura e tante altre opere che ovviamente sta facendo il sindaco Luca Pieropon, che è anche un caro amico. Devo dire che gli ultimi 5 anni sono stati anni importanti per la città, molte opere concluse, molte opere nuove, e i cittadini poi se ne sono resi conto. Adesso non anticipiamo nulla, però penso che il risultato sarà per il sindaco importante. Un po', non dico a mo' di battuta, qualcuno non me ne voglia, noi speriamo insomma a Cittadella di arrivare al risultato di Luca Zaia in Veneto. Addirittura arrivare a un 70%, potrebbe arrivare anche quello? Un risultato che sarà ovviamente importante per una squadra che ha lavorato, non solo il sindaco ma assessori e consiglieri. Poi la risposta della gente c'è, perché quando un sindaco lavora la risposta, se lo lasciano lavorare soprattutto, e magari non succedono altre cose esterne all'amministrazione, alla fine i risultati arrivano. Bene, grazie. Quindi, Rinda. infatti, Rinda, ti devo lasciare. Si vuole arrivare al risultato. Sì, scusa Nicola. Ti devo lasciare. Certo, ti libero per gli altri collegamenti. Grazie, Okay. allora, grazie a Rinda, grazie a Pieropon e a Bitonci. Allora, Zorzi, adesso vediamo subito, faremo un po' un aggiornamento con un po' di schermate sui comuni. Allora, primi bilanci insomma della provincia di Treviso intanto. Beh, ancora non abbiamo dati definitivi, quindi è difficile. Ad esempio penso a Villorba, dove il candidato della Lega Soligo se la sta giocando sul 50%, quindi ancora prematuro secondo me dare già una valutazione finale. Stessa cosa a Conegliano. Certo. È chiaro che nei comuni dove si è andato a una sorta di ballottaggio anticipato, vale a dire appunto Montebelluna e Oderzo, credo che lì l'orientamento sia abbastanza già definito. Abbiamo sentito le parole del candidato sindaco Loreno Miotto, lì purtroppo certo ha pagato, diciamo hanno avuto la peggio la partecipazione democratica, ma senza mettere puntare il dito contro qualcuno o
qualcosa, molto banalmente lì non si è riusciti a trovare più di 2 candidati. Questo è un tema da porre e ovviamente di conseguenza anche l'affluenza ne ha risentito. L'affluenza è un'affluenza da secondo turno di ballottaggio, quindi sotto il 50%. È un tema da porre questo. Probabilmente incide anche il contesto in cui ci troviamo di post pandemia, quindi è anche difficile scendere in campo, partecipare, attivarsi. Però la situazione è questa, che in 2 comuni abbiamo assistito a 2 ballottaggi anticipati, stiamo parlando di comuni insomma non piccoli, insomma Montebelluna e Oderzo non sono assolutamente piccoli. Quindi aspettiamo di vedere i dati una volta che si delineano con una certa chiarezza. È evidente, noi lo sapevamo, che i rapporti di forza in questo territorio sono chiaramente tutto a vantaggio e a pannaggio della nostra controparte politica, quindi è ovvio che la Lega la fa da padrona. La situazione si ripresenta anche oggi con una sorta di schizofrenia, nel senso che noi siamo come Partito Democratico a celebrare dei risultati importantissimi a livello nazionale, vediamo quello che sta succedendo a Roma, per non parlare delle vittorie già al primo turno che sembrano ormai definirsi, a Napoli, a Bologna, pensiamo al risultato di Torino e poi ci dobbiamo misurare invece con quello che è che sono i risultati tutt'altro che piacevoli qui in questo territorio. Credo che sia veramente urgente una riflessione, cioè come insediare quel progetto vincente che sta dimostrando vincente a livello nazionale, insediarlo qui in questo territorio. Ecco, in questi giorni peraltro ha fatto discutere anche la scelta di quel simbolo del leone nel PD, diciamo, del PD regionale, battute, controbattute, ma anche la spiegazione. Poi questa sera avremo anche Giacomo Possamai più tardi a Ring, di un PD che deve tornare, diciamo, il famoso PD che deve tornare sul territorio. Anche così, secondo lei? Beh, quello del simbolo, permettetemi, è un'esagerazione un po', insomma, anche giornalistica, con tutto rispetto per il vostro lavoro, sia chiaro. Però lì è semplicemente il simbolo di un gruppo consigliare. Il gruppo consigliare è tenuto ogni legislatura. Insomma, il PD dice non è appannaggio della Lega, è il simbolo, tra l'altro, che si trova all'ingresso di Palazzo Balbi, insomma, si parla del Consiglio regionale del Veneto, quindi è il simbolo, insomma, della regione Veneto e Leone, fino a prova contraria. No, c'è un altro tema. Il PD a livello nazionale, grazie anche all'impulso dato da Enrico Letta, da quello che sta succedendo col governo Draghi, sta acquisendo una sua identità. Io credo che sia veramente urgente che questa identità che si sta definendo a livello nazionale poi si vada a misurare, vada introdotta qui in questo territorio, quindi con tutte le declinazioni del caso, ma è evidente che tutto deve partire dal livello nazionale. Se il partito inizia ad avere una sua direzione chiara, è evidente che questo mobilita, attiva anche la sua base in un territorio difficile come il Veneto e quindi abbiamo anche più forza per portare avanti le nostre battaglie. Quindi secondo me è un processo che si è innescato, speriamo che possa andare avanti e che possa portare risultati migliori di quelli a cui stiamo assistendo in queste ore. Allora, prima di sentire gli altri 2 ospiti, diamo uno sguardo a quello che possiamo vedere ufficialmente con le nostre grafiche e le tabelle. Allora, io partirei dall'affluenza definitiva, così chiudiamo il capitolo affluenza e diamo l'ultimo sguardo a quella percentuale. Partirei proprio dall'affluenza definitiva, 84 su 84 comuni in Veneto, e come vedete l'affluenza finale è al 55,7% in Veneto, meno 9 punti percentuali rispetto alle scorse elezioni. Il comune dove si è andati di meno la provincia, scusate, dove si è andati di meno a votare se la giocano Belluno e Treviso, quindi insomma è importante questo dato, e credo che la differenza percentuale, insomma, di 8% siano un po' in diverse province, tra Verona, proprio Treviso, la stessa Padova. Quindi insomma questi sono i dati dell'affluenza, e Treviso insomma come vedete ha un 47,6% di affluenza, che ha quasi 9 punti percentuali in meno, quasi 8 punti percentuali in meno rispetto alle scorse elezioni. Andiamo a vedere le prime sezioni scrutinate, i primi dati. Partirei proprio da Treviso. Allora vediamo se abbiamo Conegliano. Conegliano, ovviamente siamo ancora all'inizio, parliamo ovviamente dello spoglio ufficiale, ci sono già dei dati ovviamente che girano a livello ufficioso. Comunque una situazione di sostanziale parità in questo momento tra Francesca Di Gaspero, centrosinistra, Fabio Chies, Forza Italia e le Civiche, e Piero Garbellotto, che ha di fatto con sé Lega, Fratelli d'Italia e la Civica. Ancora non ha dato a sapere il dato
per ora di Quarta e Damiano, che sono gli altri due sfidanti, quindi questa sostanziale parità. Poi cosa abbiamo? Sempre da Treviso abbiamo qualcos'altro, forse abbiamo Monfumo che ha dovuto semplicemente raggiungere il quorum e quindi il sindaco già eletto che ritorna, insomma, che si conferma, Luciano Ferrari. Forse abbiamo qualcos'altro sul trevigiano, eccolo qua, Luciano Ferrari con l'affluenza al 44-82%, il quorum raggiunto e quindi la conferma sindaco. Ditemi se c'è qualcos'altro a Treviso, se no cambiamo provincia, perché su Venezia si stanno muovendo. Ecco, Montebelluna, il dato che diceva 1 su 28, le sezioni ovviamente, quindi molto parziale, però diceva Miotto ci sono insomma delle indicazioni che vengono dai seggi che parrebbero portare Bordin verso la vittoria. Comunque stiamo all'ufficialità, 1 su 28, 62% da Alberto Bordin, il centrodestra contro il centrosinistra di Miotto. Questa è la provincia di Vicenza, abbiamo 55,7, quindi il sindaco di Monteviale, quindi al 55,7. Il nuovo sindaco è Claudio Cegalin, in provincia di Vicenza batte l'uscente Elia Santucci. Poi ancora vediamo se ci sono altri dati, perché so che sul veneziano per esempio potrebbe esserci, ci sono altri dati interessanti. Se mi fate la cortesia di mettere i dati relativi ai comuni del veneziano, ad esempio Dolo, come dicevamo prima, Cavarzere, vediamo se arrivano nella schermata in grande. Nel frattempo chiedo a Crosato, mentre stanno preparando le grafiche, le sensazioni da Conegliano come sono? A Conegliano questa situazione particolare di Fabio Chies, quindi un centrodestra diviso con Fabio Chies che corre con Forza Italia, Forza Conegliano e la Civica. Quali sono le sensazioni dalla città del Cima? Intanto nella provincia osserviamo che dove il centrodestra va unito vince, mentre a Conegliano osserviamo dai primi dati che c'è pressoché andremo quasi sicuramente al secondo turno e mentre molto probabilmente la compagine Lega Fratelli d'Italia ha raggiunto il suo massimo, al secondo turno potrà Fabio Chies continuare la sua comunque raggiungere ulteriori consensi e questi ricordo a tutti che comunque sono consensi suoi, perché comunque Forza Italia non riesce in questo momento a dargli una forte mano. E quindi vedremo appunto soprattutto al secondo turno cosa accadrà, visto che è pressoché un dato scontato. Villanova, mi fa un primo suo bilancio di quello che sta accadendo in provincia di Treviso? Un primo sguardo, poi torniamo sulle schermate. Diciamo che con i risultati che abbiamo adesso in mano, e quindi sono ancora molto parziali, certo. Mi sembra ci sia comunque un'impostazione che va verso una formazione del centrodestra, comunque della Lega, Fratelli d'Italia, del suo centrodestra dove ha corso unito. Mi sembra che Montebelluna sta andando molto bene da quello che sono i dati che abbiamo, mi sembra che Oderzo altrettanto, Villorba ancora non è definito, però comunque anche l'amico Francesco Soligo sembra si stia imponendo. Su Conegliano sto vedendo i dati che mi arrivano dai seggi, vedo che c'è comunque un Garbellotto in forte vantaggio, però al momento non sembra sufficiente per chiudere al primo turno. Allora, sicuramente Conegliano sarà una partita, se effettivamente si andrà al secondo turno, sarà una partita forse che vedremo per la prima volta, una divisione di questo tipo all'interno del centrodestra. Adesso sentivo le parole di Crosato, non vorrei insomma che questa sia una richiesta di voti che arrivi dalla sinistra per sostenere Chies, perché se non sbaglio sono tra quelli che hanno fatto cadere la giunta Chies. Adesso mi sembrerebbe un po' strano che il candidato sindaco vada proprio a chiedere i loro voti per il secondo turno. Comunque stiamo a vedere, penso ci sia da aspettare ancora qualche ora per avere un quadro più certo e più sicuro su quello che sarà il futuro. Comunque diciamo che se i risultati dovessero rimanere quelli che vediamo adesso, sarebbe una bella affermazione comunque per la Lega e quindi saremo sicuramente molto soddisfatti, però aspettiamo. Crosato vuole replicare a quanto ha detto da Villanova?
No, io credo che comunque il voto d'affezione sia sempre difficile poi da spostare, quindi non credo che si debba andare a chiedere il voto al PD, ma semplicemente si cerca al secondo turno di ampliare più consensi possibili. Zorzi, siamo ancora a giochi molto aperti, dovesse esserci un ballottaggio Chies-Garbellotto, ma magari ci sarà un ballottaggio Chies-Di Gaspero, ma dovesse esserci quella soluzione, la gola da bilancia diventerebbe il PD in quel caso. Ma io penso che al ballottaggio andremo noi, quindi al momento non mi pone, certo. Anche perché lo scrutinio è ancora in corso, certo. La nostra candidata si è comportata molto bene, ha riscosso grandi favori in città, quindi vediamo, noi siamo fiduciosi che comunque potremo fare un buon risultato e basta anche veramente poco per poter acquisire, staccare il biglietto per la finale, come si suol dire, no? In termini calcistici, quindi vediamo, poi le valutazioni verranno fatte a tempo debito, ma adesso siamo ancora in partita e crediamo di poterla giocare fino alla fine. Allora, torniamo alle schermate con i comuni. Eravamo su Venezia, così diamo anche uno sguardo su Venezia. Credo che fossimo a Dolo, se non sbaglio. Chiedo alla regia di poter vedere anche quella situazione per poter avere un quadro aggiornato anche da lì, dalla Riviera del Brenta. Mi fate vedere la schermata di Dolo, per favore? Vediamo se c'è. Intanto vedo Anna Maria Parisi, credo che sia ancora a Dolo, però vorrei prima vedere la tabella. Eccola qua, provincia di Venezia. Dicevamo Gianluigi Naletto, 9 sezioni scrutinate su 15, quindi è abbastanza indicativo di quanto sta accadendo a Dolo, e vedete una percentuale quasi irraggiungibile per Gianluigi Naletto, vice sindaco reggente uscente, contro i candidati Fabio De Rossi del Dolo Futura, che comprende di fatto il centrodestra, Carlotta Vazzoler ed Emilio Zenna al 5,5%. Questo per quanto riguarda Dolo. Vediamo un altro comune nel veneziano. Dovremmo avere per esempio anche Cavarzere, se non sbaglio, dove invece la situazione è completamente opposta, 5 sezioni su 16, quindi dato ancora molto parziale, ma vede Pierfrancesco Munari del centrodestra, in questo caso Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega insieme al 70,5%, con Paolo Fontolan al 15,2% e Andrea Fumana al 14,3%. Vediamo se ci sono altri dati che possiamo poi commentare, o meglio un dato insomma, che ci può permettere di partire con una discussione. Vediamo se c'è qualcos'altro. Caorle no, è ancora fermo, diciamo, a livello ufficiale. Anche qui è un'altra partita interessante nel veneziano. Se non ce ne sono altri fatemene sapere sul veneziano o su altre realtà. Allora, credo che ci sia il momento della pubblicità, se non sbaglio, fatemi capire. Potremo mandare la pubblicità e poi torniamo in diretta. Rieccoci in diretta. Allora vi chiedo anche a Francesca Bozza se riusciamo a collegarci con Valentina Visentina a Este. Este è un'altra situazione interessante, un altro comune molto importante del Padovano, e dove la battaglia insomma si preannuncia forte. Adesso cerchiamo di capire anche se abbiamo dei primi risultati da quel punto di vista. Villanova, cosa dicevamo? C'è ancora? Eccolo qua, sì, la vediamo. Poi, curiosità, lei si sposterà verso Conegliano, cosa farà? Curiosiamo nella sua privacy. Vediamo come va, perché se ci sarà da correre ancora si riparte da stasera. Lei dice insomma che si va verso quella situazione? Stavo facendo 2 calcoli adesso, così a occhio, sì, sembra che si stia andando verso un ballottaggio, però ripeto, io adesso ho i dati di 4 sezioni su 35, quindi siamo ancora abbastanza indietro. Lo dicevo prima, lo chiedevo prima a Barbisan, vorrei anche una sua analisi. Queste ultime settimane insomma, sono state proprio facilissime per la Lega, la questione, il caso del web
il capo web, diciamo l'ex capo dei social web di Salvini e quella vicenda, ma anche questo, come dire, a volte scollamento tra la cosiddetta Lega dei governatori e lo stesso Salvini, Subugli, Novax, insomma non è stato un periodo facilissimo per la Lega. Voi temevate che questi scossoni potessero influire poi sul voto, o ancora una volta quello che accade a livello nazionale non si riflette sul locale? Guarda, io mi rifaccio un po' quelli che sono i dati che stanno arrivando dal Veneto. Tutto sommato mi sembra che i dati sui nostri comuni che andavano al voto qui in Veneto siano più che buoni. Se si confermeranno quelli che sono questi primi exit poll, sinceramente non vedo una grande ricaduta di queste settimane che ha definito turbolente. Dopodiché devo dire che in Lega siamo anche abbastanza abituati a questo tipo di situazioni, perché bene o male capita ogni volta che ci sono le elezioni che la settimana prima o 10 giorni prima arrivano degli scandali sui giornali, arrivano delle inchieste, e quindi siamo abbastanza abituati a questo tipo di situazioni che poi molto spesso cadono nel nulla, come ricordo il caso di un paio di anni fa per quello che riguarda i fondi, quelli che sembravano essere dei fondi russi, che dopo in realtà si sono rivelati veramente nulla più assoluto. Ma anche quello era capitato una settimana delle elezioni, e anche stavolta abbiamo avuto questa situazione sicuramente molto spiacevole dal punto di vista politico. Ovviamente mi riferisco al caso Morisi, sicuramente molto, molto spiacevole, sicuramente una situazione molto grave che però rientra in quello che è la sfera privata di Morisi. Io credo che i cittadini che sono andati a votare abbiano saputo distinguere tra quelle che sono delle responsabilità personali da quelle che sono comunque le attività amministrative di un partito sul territorio, che si è dimostrato, se questi saranno i dati, saranno i risultati, è un partito che è stato apprezzato dagli elettori. Quindi sinceramente sì, sono state settimane magari un po' così agitate, un po' dove siamo finiti sulle prime pagine dei giornali, però tutto sommato mi sembra che non abbiamo portato grandi risultati negativi per noi. Crosato, Forza Italia ha la necessità di ricostruire un po' quello che è il suo percorso anche qui in Veneto. Come si fa? Si riparte dagli amministratori, l'unica strada è quella, avendo un'incertezza poi nazionale. Comunque l'importante in questo momento è mantenere dei comuni e mantenere dei amministratori, dei presidi nel territorio, e poi comunque ringiovanire. Abbiamo visto alle regionali scorse, noi abbiamo continuato nel nostro profilo di andare verso i giovani e cercare di parlare a loro, anche prendendo persone dal settore dell'università e da quant'altro, e cercare dei giovani. Questa può essere l'unica via per ricostruire un partito a livello territoriale, vista comunque l'incertezza nazionale. La scelta di coloro che sono andati a Coraggio Italia, insomma, comunque vi ha penalizzati secondo voi, o era comunque un percorso di persone che avevano già scelto un'altra strada? Anche se pure poi i rapporti sono molto, molto, molto vicini. Non penso che le due cose siano comunque collegate, o che comunque il passaggio di una parte di Forza Italia in Coraggio Italia abbia aggravato il livello locale, diciamo, mentre a livello nazionale questo sicuramente sta creando delle divisioni. Penso però che siano due progetti completamente diversi. A mio modesto avviso, mentre Forza Italia ha una visione nazionale, Coraggio Italia credo sia una visione regionale per i prossimi 4 anni. Il rapporto con il Movimento 5 Stelle, come è cambiato in questi mesi, in questo anno e mezzo, dal vostro punto di vista nazionale e territoriale? Queste amministrative non è che possono darci un quadro chiaro. Mi limito a quello che è successo nella nostra provincia di Treviso, dove abbiamo messo in campo delle proposte unitarie, quindi Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, praticamente in tutti i grandi comuni, con l'eccezione di Villorba, che ha subito
delle traversie interne con una spaccatura, però per il resto noi ci siamo presentati con il Movimento 5 Stelle a Conegliano, a Montebelluna. Mantenuta insomma quella che è la posizione a livello nazionale. Credo che, ecco, quando io parlavo del fatto che comunque è evidente che si sta aprendo una nuova stagione politica e i dati delle amministrative lo dicono, mi pare abbastanza evidente che si vada verso un ritorno di quel bipolarismo che non è una malattia psichiatrica, ma da questo punto di vista è una naturale contrapposizione politica all'interno del quadro politico tra un centro-sinistra e un centro-destra. La mia speranza è ovvio che questo centro-sinistra si consolidi, si rafforzi e acquisisca una sua identità specifica. Il Movimento 5 Stelle è innegabilmente attraversato da un processo di ricomposizione di interrogativi anche interni molto, molto importanti. Io mi auguro un Movimento 5 Stelle forte sia d'aiuto al centro-sinistra e da questo punto di vista possiamo tornare a essere senza dubbio competitivi, mi auguro anche qui in Veneto. Allora, credo, se gli occhi non mi hanno ingannato, che la regia ha lanciato un'altra pausa pubblicitaria. Se è così, andiamo in pubblicità e poi torniamo in diretta. Rieccoci in diretta. Allora, diamo uno sguardo a Dolo, perché siamo quasi alla conclusione dello spoglio. Siamo a 14 sezioni scrutinate su 15 e ha vinto di fatto Gianluigi Naletto, il vice sindaco reggente uscente, con la sua lista. 17,3% Dolo Futura, che comprende di fatto il centro-destra, Carlotta Vazzolera al 5,7%, Emilio Zen al 5,5%, quindi confermato alla guida di Dolo. Manca solo una sezione, poi vedremo la ufficialità. Mentre mi dicono che abbiamo Valentina Visentin in collegamento Skype da Este. Ecco, volevo tornare su Este per dare un po' anche uno sguardo a un altro importantissimo comune del Veneto e in questo caso della provincia di Padova. Valentina. Sì, buongiorno Nicola, siamo all'esterno della sede di Giovanni Mandoliti, candidato del centro-sinistra che sfida l'ex sindaca uscente Roberta Gallana insieme ad altri due candidati civici, Beatrice Andreosa e Matteo Paiola. Di fatto qui lo scrutinio procede a rilento, su 18 sezioni ne è stata scrutinata una, stanno arrivando adesso i risultati di altre 3 sezioni, ma si tratta di piccole frazioni, quindi con un dato che noi adesso vi diamo, ma però è proprio da molto molto provvisorio, perché al momento con la sola sezione di Schiavonia, frazione a confine con Monselice molto piccola, con quel solo dato c'è la sindaca uscente Roberta Gallana in testa, con un invece testa a testa tra Matteo Paiola e Giovanni Mandoliti e Beatrice Andreose in coda con appena 7 voti. Però questo, vi ripeto, è il dato di una sezione, di una frazione molto piccola di Este che ha comunque avuto una scarsa affluenza alle urne rispetto al 2016, dove a votare era stato il 66,6% della popolazione. Questa volta si è recato alle urne il 58,71% degli aventi diritto, quindi un dato che va comunque è in tendenza con quello che si è registrato negli altri 14 comuni del Padovano che vanno al voto, che sono andati al voto nelle scorse ore, e quindi insomma è un test a test, sarà una partita a voto su voto, perché quasi sicuramente si è destinati al ballottaggio, ma vedremo appunto quando ci saranno i dati di più sezioni scrutinate come sarà la situazione. Per quanto riguarda qui la zona della Bassa Padovana, possiamo darvi anche i primi dati per quanto riguarda il vicino comune di Montagnana, dove sono state scrutinate 5 sezioni su 8, in testa con il 37,8% Giampaolo Lovato, seguito da Stefano Frigo con il 35,94% e Andrea Vanni in chiusura con il 26,6%. Montagnana, storica comune murato, con una grande tradizione che vedeva il sindaco uscente Loredana Borghesan di centrodestra. Quindi questi sono
i primi dati per quanto riguarda la Bassa Padovana. Per quanto riguarda invece l'asta Cisica, altra parte della Bassa Padovana, possiamo già darvi come confermata la rielezione del sindaco uscente, il leghista Filippo Lazzarin, che ha trionfato con oltre il 70% dei consensi. Benissimo, grazie a questo rapido ma molto interessante sguardo sulla provincia di Padova. Vediamo se ci sono altri dati che possiamo dare, ad esempio rivediamo Monteviale, ad esempio a Vicenza e gli altri comuni dove possiamo dare qualche sindaco già eletto, dei comuni più piccoli evidentemente, mentre fra poco torniamo anche a capire con Lucio Zanato com'è la situazione di Villorba, altra amministrazione nel quale c'è molta attesa per il risultato. E allora vediamo Villorba no, siamo ancora indietro qua a livello ufficiale, quindi Villorba non lo vediamo con Lucio Zanato quando abbiamo il dato, quindi vi prego di mettere le schermate solo quando abbiamo qualche sezione scrutinata, perché altrimenti non ha molto senso. Però se c'è qualcos'altro che possiamo vedere, giusto per darci la sensazione di qualche amministrazione che va verso la conclusione dei seggi, altrimenti torniamo ai nostri ospiti. Forse Belluno dovrebbe avere un quadro abbastanza completo, ma so che Francesco Ceron ci sta lavorando in questo momento, mentre il nostro Christian Arboit ci dice che intorno alle 6 dovrebbe esserci una stretta di mano in piazza tra i candidati di Montebelluna, tra i due sfidanti di Montebelluna, che potrebbe sancire quindi la definitiva vittoria di Adalberto Bordin, quindi del centrodestra, ma come sappiamo ancora deve essere chiusa l'operazione di voto definitivamente, mentre mi dice il nostro Villanova, che è in collegamento, che potrebbe darci qualche spunto ufficioso su Conegliano, è così? Devo fare il vostro Pagnoncelli stasera. Ecco, vada, la nomino ufficialmente Pagnoncelli di questa giornata. Poi ovviamente avremo la nostra Lina Paronetto e daremo uno sguardo al dato preciso, ma insomma quello che le sta arrivando qual è? Guarda, mi sono arrivate 4 sezioni, così facendo 2 calcoli al volo, Garbellotto dovrebbe essere intorno al 42% più o meno, Chies intorno al 30% e la Di Gaspero intorno al 26-27%. Questi sono i dati che mi sono appena arrivati, quindi stiamo viaggiando su questi numeri. Quindi lei dice insomma che se dovesse restare così poi magari ci sarà qualche sorpasso o controsorpasso, ma insomma se questo è il tenore, come si diceva prima, Conegliano dovrebbe essere uno di quei comuni che si dovrà rivedere fra 15 giorni. Queste sono 4 sezioni su 35, certo, se non sbaglio, quindi stiamo veramente parlando di numeri veramente ancora risicati, ancora piccoli. Se questo dovesse essere un po' il quadro generale, insomma, se le altre sezioni andranno in questa direzione, penso che vedremo un ballottaggio, però confidiamo insomma che nelle altre 31 sezioni arrivi qualche numero che spinga verso il 50 Piero Garbellotto e che ci escluda la possibilità del ballottaggio. Ecco, la spaventa un ballottaggio? No, figuriamoci. Siamo sempre pronti a tutto. Abbiamo corso fino all'ultimo secondo utile e continueremo a correre fino a quando arriverà il ballottaggio. Zorzi, che campagna elettorale è stata? Come l'ha vista questa campagna elettorale? Molto ristretta certamente, da una parte molto fair play, dall'altra molti veleni, molti scontri. Complessivamente come l'ha vista? Beh, no, qui nella nostra provincia non mi sembra che ci sia stata particolare animosità con colpi bassi. È stata una campagna elettorale, come spesso accade, in certi comuni anche molto vibrante, ma si è detto prima a Montebelluna è venuto tutto nel totale fair play. Non mi risulta, ripeto, che ci siano stati colpi bassi da parte di qualcuno a danno di qualcun altro. È stata la prima campagna elettorale del dopo pandemia, nel senso che noi l'abbiamo vissuta l'anno scorso, la campagna elettorale a Castelfranco con le amministrative, le regionali, e devo dire che a livello di limitazione era tutta un'altra cosa. Era ancora una campagna elettorale social e full social? Ancora, sì, molto social e molta carta nelle cassette delle lettere dei cittadini. Qui invece si è ritornati insomma alle iniziative in piazza,
poco partecipate da tutte le parti, questo va detto, quindi lo dico da parte mia, ma ho riscontri anche da parte degli avversari politici, nel senso che la gente probabilmente ha ancora paura a uscire, a frequentare assembramenti, però si sta andando verso, diciamo che abbiamo respirato proprio grazie a questi momenti di campagna elettorale, di queste iniziative, un ritorno alla normalità. Sembrava quasi che il Covid non fosse mai successo nella sensazione che si è vissuta. Dopodiché è ovvio che il tema, i contenuti, i programmi, le priorità sono state condizionate dalla pandemia, almeno da parte nostra. Ecco, da parte nostra c'è stata una grossa consapevolezza di essere chiamati a amministrare delle comunità che il Covid ha cambiato nei bisogni e le domande. Da parte degli avversari invece questo non si è visto, però è chiaro che i numeri danno ragione agli altri, quindi io devo chiaramente da questo punto di vista abbassare il capo, però mi sembra che, ripeto, sempre di più in futuro si dovrà ragionare, misurarsi con quelle che sono le sfide del dopo pandemia, alzare un po' la palla, cercare di avere anche una visione di dove si vuole portare la propria comunità nei 5-10 anni di grande fermento, di grande trasformazione che stiamo per affrontare, anziché limitarsi all'ordinaria manutenzione dell'esistente. Ecco, mi permetto una battuta polemica, ma credo che la grande capacità, l'ho detto anche in un'ultima iniziativa elettorale a Villorba, da parte degli amministratori leghisti è proprio quella di aver abbassato le aspettative dei cittadini, e c'è un lavoro grossissimo da fare da questo punto di vista, nel senso che basta aprire, inaugurare una rotonda e si è fatto la grande opera pubblica, la grande opera che risolverà, che migliorerà la qualità della vita dei cittadini, delle comunità. Ecco, noi dobbiamo tornare a rialzare le aspettative dei cittadini, a renderli più ambiziosi e anche più pretenziosi da parte di quello che deve essere l'azione di un comune, e questo è un lavoro che non si può fare negli ultimi... Questo è un messaggio diretto, insomma, ai vertici regionali del partito e non solo. Ma attenzione, io poi tra l'altro non voglio qui aprire il solito teatrino che poi ci sarà senz'altro nei telegiornali, negli appuntamenti, negli approfondimenti in talk show, nei giornali, dei vari processi in casa, queste cose qua. Il problema non si pone, tanto noi come partito regionale andiamo al congresso tra pochi giorni, quindi il problema non si pone, sarà lì il momento, la sede in cui discutere di queste cose. Io credo che ci sia veramente da ragionare sul fatto che noi dobbiamo portare avanti delle grandi battaglie, dobbiamo essere coloro che nel territorio portano avanti grandi battaglie sulla sicurezza sul lavoro, sulla questione dei servizi sociali, della protezione sociale che inizia a mancare anche in territori ricchi come il nostro. Su questo noi dobbiamo distinguerci dai nostri avversari ed essere, insomma, credibili e riconoscibili in quanto coerenti e concreti. Credo che sia questo, insomma, il segreto del successo. Come riuscire a realizzare questa ricetta è ovvio che saranno ingredienti che non si possono tirar fuori dall'oggi al domani, ma su cui bisogna chiaramente lavorare. Allora andiamo a Conegliano, visto collegata Lina Paronetto con Fabio Chies, così poi li interfacciamo con Emanuele Crosato. Lina. Eccoci Nicola, siamo qui con Fabio Chies, a cui chiediamo subito a caldo un commento sui primi risultati. Insomma, da quel che si vede a questo momento abbiamo Piero Garbellotto verso il 40%, lei staccato di una decina di punti, ma diceva l'obiettivo è il ballottaggio. Assolutamente sì, sapevamo che fosse una battaglia difficile, l'abbiamo affrontata con coraggio, devo dire che senza l'apporto di gran parte del centrodestra ci vediamo comunque intorno al 30%, un risultato importante per noi, adesso aspettiamo perché è sempre difficile commentare a caldo le cose, però insomma c'è fiducia. Un buon risultato lo sta ottenendo anche Francesca Di Gaspero, che potrebbe essere partner in un eventuale ballottaggio. Ma assolutamente sì, io dico, cioè un buon risultato intendo sì, la sinistra comunque si conferma esserci, certo che la divisione del centrodestra ha portato inevitabilmente questa situazione. Aspettiamo alla fine la chiusura di tutti i conteggi, ma ripeto, noi siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, c'è ancora tanto lavoro da fare, adesso vediamo il risultato finale e poi ci prepariamo. Difficile naturalmente pensare che Garbellotto arrivi al 50%, quindi si prospettano 2 settimane, appunto dicevi, ci prepariamo ad altre 2 settimane intense. Intanto aspettiamo di vedere chi andrà al ballottaggio, sicuramente nessuno passa al primo turno, che era comunque l'obiettivo nostro, riuscire ad andare al ballottaggio, adesso vediamo, siamo fiduciosi, aspettiamo ancora un'oretta, penso che dopo i risultati ci saranno. Senta, quale può essere stato il vostro elemento anche vincente, insomma, per arrivare a un risultato del genere, perché lei è coordinatore
senatore di Forza Italia, ma insomma un centrodestra diviso, come diceva, è un risultato significativo. Lei è anche sindaco uscente, per carità, visibilità, tutto quello che vogliamo, però c'è stato qualcosa insomma che l'ha portata a questo risultato. Beh, non era assolutamente facile, devo dire che il radicamento sia delle persone che sono entrate in lista sia il mio personale è importante, per cui è un risultato che ci soddisfa, però ripeto, finché non vediamo l'esito faccio i complimenti a tutti coloro che hanno corso, perché è stata una campagna elettorale dura e che non finirà qua. Ecco Nicola, se hai qualche domanda da studio. Abbiamo per qui Emanuele Crosato di Forza Italia, se vuole così fare un augurio, non so, parlare con Fabio Chies. Beh, gli faccio i complimenti intanto, perché come ha detto lui non è assolutamente facile da solo riuscire in quello che speriamo avvenga, cioè di guadagnarci il secondo turno. Lo vedo già con il maglione, mi raccomando di non prendere freddo, perché auspico che per le prossime 2 settimane dovrai essere di nuovo in mezzo alla tua gente a convincere anche quelli che magari non ci hanno votato per raggiungere il nostro obiettivo. Mi dispiace che Forza Italia non ti abbia dato l'aiuto che meriti. C'è in studio Emanuele Crosato che le fa i complimenti, gli ha detto: la vedo già col maglione, mi raccomando non prendere freddo, perché ci sono queste 2 settimane in cui stare insieme alla gente. Beh, io ringrazio Emanuele, lo saluto tanto, è una persona carissima anche al di fuori della politica, però effettivamente non sappiamo ancora, guardate, io commentare a caldo faccio sempre fatica, però ripeto, faccio i complimenti a tutti, faccio i complimenti a Garbellotto, a Di Gaspero, una bella campagna elettorale, però noi siamo fieri con la compagine che avevamo di essere vicino a un ballottaggio che per noi sarebbe una grandissima soddisfazione, perché si aprirebbero 14 giorni, dopo andiamo tra la gente e sarà una bella avventura ancora. Senta, un ultimo passaggio sull'affluenza. Sì, quello dispiace, abbiamo visto che l'affluenza è salita di 2 punti rispetto a 3 anni e mezzo fa, ma non è abbastanza. Nonostante la grande presenza sul territorio di tutti i candidati, non siamo riusciti a portare fuori di casa più che mi sembra un 54% della gente, dispiace. Speriamo che al ballottaggio ne arrivino di più. Ecco, insomma, vediamo un Fabio Chies ottimista e carico. Noi vi restituiamo la linea, naturalmente con Chies ci riaggiorneremo a più tardi, perché se vuole commentare i risultati definitivi dovremo dargli appuntamento a qualche ora più tarda. Intanto restituiamo a voi la linea e proseguiamo il giro nelle sedi elettorali. Bene, grazie a Lina Paronetto. Ovviamente il prossimo appuntamento sarà, credo, con Francesca Di Gaspero. Allora, che cosa ci aspettano per i prossimi 15 giorni a Conegliano, Crosato, secondo lei? Ma continuerà, credo, la sfilata dei vari rappresentanti, se andrà come sembra andare, insomma, il centrodestra diviso, vedremo comunque ancora una rappresentanza della Salvini, Meloni, Zaia in giro. Molto probabilmente verrà anche Renzi, perché comunque è appoggiato, Garbellotto è appoggiato anche da Italia Viva, mentre noi staremo, come abbiamo fatto, in mezzo alla gente e andremo a convincere porta per porta. E che 15 giorni saranno i prossimi, dando per scontato che si arrivi al ballottaggio, Zorzi? Beh, il ballottaggio è sempre un'altra partita, attenzione. Adesso mi estraneo un po' dal ruolo che ho e mi baso anche sull'esperienza, su quello che abbiamo vissuto. I 15 giorni, il ballottaggio, il secondo turno è veramente un'altra partita. I 15 giorni è come se non fosse successo niente nei mesi precedenti, quindi si ricomincia da zero. Questo purtroppo è un problema per chi magari ha speso tanto ed è arrivato ad una incollatura dal famigerato famoso 50% più 1. Si ricomincia da zero, si fa un'altra partita, perché lì poi devi convincere l'elettore a votare te piuttosto che un altro candidato. Una sfida che abbiamo visto purtroppo a Oderzo Montebelluna non è semplice, proprio perché si tratta di ragionare in questi termini qua, quindi vedremo insomma cosa succederà in queste 2 settimane. Intanto vediamo cosa succederà stasera, poi ragioneremo sulle prossime 2 settimane, andrei cauto. Allora, mi dica lei, perché quando ci sarà quando deve andare via, io la tengo volentieri qui, mi faccia cenno lei. Intanto vorrei vedere un po' di grafico, la chiedo in regia. Dolo l'abbiamo già vista, vediamo Montagnana, quindi siamo nel Padovano, chiamo un attimo eccola qua, Montagnana, affluenza al 62,4%, 5 sezioni su 8, quindi 37,8%, 35,9% Stefano Frigo, quindi vantaggio Giampaolo Lovato.
con il centrodestra, Stefano Frigo al 35,9%, Andrea Vanni al 26,3%. Poi vediamo qualche definitivo. Allora andiamo nel bellunese, a Selva di Cadore, dove c'è un risultato bulgaro, direi, se non sbaglio, con il nuovo sindaco, che se non ho letto male in qualche sito, se non vorrei aver sbagliato, eccolo qua, Luca Lorenzini di Selva c'è a 96,3% di consensi, 11 voti di fatto per lo sfidante Adriano Peretti, 3,7%. Quindi Luca Lorenzini, sindaco di Selva di Cadore, con un risultato davvero record, 96,3%. Poi ancora Sovramonte, quindi siamo sempre nel bellunese. Abbiamo anche qui un risultato importante con Federico Dalla Torre che si riconferma sindaco con 81,9% contro Elsa Colomberotto al 18,1%. Andiamo nel padovano, l'aveva già accennato prima Valentina Visentin, Arzer Grande, la vittoria di Filippo Lazzarin al 70,3%, centrodestra, sindaco uscente, che batte nettamente Antonio Faggioni, 28,8%. Ancora vediamo un attimo quali altre sono definitive. Laghi in provincia di Vicenza, così diamo uno sguardo anche nel Vicentino. E fra poco vediamo qui, Laghi 57,2%, sindaco Marco Lorenzato, che quindi diventa sindaco dopo il commissariamento del comune. Monfumo l'abbiamo già detto, Luciano Ferrara l'abbiamo già visto, e Monteviale pure. Poi dovremo avere anche Voltago a Gordino, sempre nel bellunese definitivo, se non sbaglio. Allora vediamo un attimo Voltago a Gordino. Vediamo Voltago a Gordino con la vittoria di Giuseppe Schena al 56,6%, il nuovo sindaco, che batte Francesca Della Lucia, 43,4%. Allora, adesso invece mi fa sapere il nostro Christian Arboit a Montebelluna. Vediamo se riesco a recuperare il messaggio. 7 sezioni su 7. No, questo non è Montebelluna, ho sbagliato io. Fossò definitivo. Filippo Fois ci dice che Alberto Baratto è il sindaco a Fossò con 7 sezioni scrutinate su 7. Chioggia abbiamo... Chioggia, adesso andiamo a vedere un attimo Chioggia. Ha ragione, vediamo un attimo Chioggia se c'è qualche riferimento. Non so se abbiamo il dato di Chioggia, ma lo cerco subito nel caso nel sito del Ministero dell'Interno. Magari ci colleghiamo anche con la nostra Ilaria Marchiori per capire come sta andando a Chioggia, altra partita molto importante, e capiamo cosa accade nel comune di fatto più importante al voto. Vediamo allora Chioggia. Nel frattempo, fra 20 minuti circa, ci diceva Christian Arboit, eccolo qua, Chioggia deve ancora ufficialmente essere ancora scrutinato ufficialmente, o meglio è scrutinato, ma non c'è ancora il dato nel sito del Ministero dell'Interno, forse ancora no. Allora fra poco ci dovremo collegare con Ilaria Marchiori, chiedo a Francesca Bozza per sapere quello che sta accadendo un po' a Chioggia. Questo è invece, lo vediamo nella fascia, il dato che si diceva prima, insomma le 2 sezioni scrutinate su 35 con Garbellotto al 44%, Chies al 31% e Di Gaspero al 20%, quella divisione insomma di percentuali che porterebbe, se venisse confermata anche nelle restanti sezioni, al ballottaggio. Vediamo se Chioggia c'è qualche novità da questo punto di vista, lo guardo direttamente. In attesa di collegarci con Ilaria Marchiori, quindi io mi collegherei proprio con Ilaria se possibile. Chiedo a Francesca Bozza per avere qualche novità su Chioggia, che ovviamente è l'altro grande comune al voto dove i riflettori sono puntati. Siamo a 49 ancora 0 su 50 ufficialmente, ancora 0 su 50, ma sicuramente qualche dato, perché ci si basa sul sito del Ministero dell'Interno che tradizionalmente registra i suoi dati con un po' di ritardo rispetto a chi si trova ovviamente lì in zona e quindi al seggio, per poter carpire subito il dato. Quindi se riusciamo a sentire Ilaria e magari riusciamo ad avere qualche dato più fresco da Chioggia prima di
parlarne non sarebbe male. Andiamo per esempio a Quarto d'Altino, sempre sul sito del Ministero dell'Interno. Quarto d'Altino, una sezione scrutinata su 8, dove Claudio Grossi, il sindaco uscente con il centrodestra, si trova al 56,22%, mentre Caterina Pagnin al 22,81% e Cristina Baldoni con il 20,97%. Questo per quanto riguarda Quarto d'Altino. Mentre, tornando in provincia di Venezia, a Musili di Piave, altra partita interessante, Musili di Piave, 2 sezioni scrutinate su 9, dove la sindaca uscente Silvia Susanna è al 49,23%, Fabio Mariuzzo insieme per Musile 28,11% e Ildebrando Lava, Uniamo le Energie per Musile, al 22,66%. Vediamo se c'è qualche altro dato che possiamo dare. Dicevamo, Fiesso d'Artico ha il sindaco, ce l'ha detto Filippo Fois poco fa, cioè me lo ha scritto, insomma ce l'ha comunicato ufficialmente. Marco Cominato 59,81%, sindaco di Fiesso d'Artico con... Ah no, scusatemi, ho sbagliato, io intendevo Fossò. A Fiesso d'Artico sono ancora 2 sezioni scrutinate su 7, ovviamente sono tanti, eccolo qua, ho sbagliato, mi perdoneranno gli abitanti di Fiesso d'Artico. Ecco, dicevamo a Fossò, Alberto Baratto, sindaco, con il 54,44% centro-destra, con il 37% Alessio Baldan, Generazione Attiva, e Donatella Mazzetto, Insieme si può, all'8%. Questi alcuni dei dati in attesa di capire Chioggia cosa accade. E non so, resta qui? No, deve andare allora il nostro amico Giovanni Zorzi, coordinatore provinciale del Partito Democratico, insomma, che ha fatto una disamina importante anche in chiave futura. L'ultima cosa che le chiedo, ovviamente è un discorso che va fatto a livello regionale, e lei ci diceva abbiamo il congresso, abbiamo quindi una struttura da rinnovare. Ovviamente si sta già pensando alle regionali del 2025, bisogna già pensarci, no? Beh sì, bisogna già pensarci, però... con quella chiave che ha raccontato lei. Beh certo, sì, noi dobbiamo tornare a portare avanti delle battaglie, io ripeto, bisogna tornare a essere anche in Veneto riconoscibili in quanto coerenti e credibili in quanto concreti, e in politica il concreto è il vissuto quotidiano, quindi noi dobbiamo cercare di portare avanti delle battaglie che vadano veramente a incidere nel vissuto delle persone, e l'emergenza Covid, le conseguenze sociali della post-pandemia ce lo stanno ponendo, sono domande a cui noi dobbiamo dare una risposta, senza ombra di dubbio. Benissimo, allora io direi andiamo a Chioggia nell'area Marchiori, se possibile, così diamo modo all'ospite che sostituisce Giovanni Zorzi di entrare, vediamo se Ilaria c'è a Chioggia, così diamo anche uno sguardo a quello che accade. No, non c'è ancora. Gabriella Basso dal Vicentino? Non c'è nemmeno Gabriella Basso, lo vediamo vorrei riuscire a dare la possibilità a Giovanni Zorzi, che resta intrappolato in studio finché non avremo la possibilità di collegarci con qualcuno. Allora, vediamo se riesco a dare qualche altro dato. No, vedo, c'è ancora Villanova però, il nostro amico Alberto Villanova, o deve sganciarsi anche lei? Devo sganciarmi anch'io. E va verso Conegliano, quindi? Potrebbe essere. Andate tutti a Conegliano, questo è il concetto? No, non ancora, vabbè, non sappiamo dove andrà Giovanni Zorzi, ma forse Villorba. Allora, va a Villorba, allora fra poco ci vogliamo andare anche noi a Villorba. Chiedo a Francesca Bozza se è possibile capire se abbiamo Marchiori e Zanato a Villorba. Allora saluto e ringrazio anche Alberto Villanova. Grazie per essere stato con noi. Posso? Sì, certo. Allora diamo modo a Zorzi di andarsene. Grazie a Giovanni Zorzi ed entra Roberto Rigoletto. Vi dica. No, sentivo prima quello che diceva Zorzi per quello che riguarda il fatto che gli amministratori della Lega avrebbero fatto abbassare le aspettative ai propri concittadini. No? Io credo che questo sia un po' irrispettoso nei confronti dei nostri concittadini, perché sembra quasi che siano delle persone con l'anello al naso che si fanno tirare da una parte o dall'altra a seconda di inaugurazione di una rotatoria o quant'altro. Io mi sentirei di consigliare al PD un po' più di umiltà, nel senso, probabilmente gli amministratori della Lega riescono ad ascoltare meglio il proprio territorio, e questo è dovuto a tanto sacrificio, a tanto lavoro sul territorio, a tanta presenza,
e ha l'umiltà di ascoltare. Non credo che imponendosi, dicendo che gli elettori quando votano la Lega sbagliano e quando votano il PD fanno bene, riescano in qualche modo a correggere la linea. Dopo ben venga se continueranno a far così, per noi va solo bene. Però mi sembra un po' offensivo nei confronti dei veneti dire che si fanno un po' abbindolare dagli amministratori della Lega quando tutti i risultati delle amministrative o comunque di quelle che sono le elezioni che tra l'altro vanno a preferenza dimostrano che gli amministratori della Lega in qualche modo sono apprezzati sul territorio per la loro attività. Quindi volevo solo fare un piccolo inciso su questa affermazione, perché secondo me è proprio l'approccio che ha rintanato il PD Veneto in una buca, e probabilmente se questo partito andrà avanti con questa impostazione non credo che ci esca molto facilmente. Lei dice insomma è questo il peccato originale del PD, insomma, di essere scollegato in qualche modo con il sentore del territorio? Sì, cioè, mi sembra che sia un'impostazione un po' da elite, nel senso si dà per scontato che quando gli elettori premiano la Lega o premiano altre formazioni, questi elettori non siano formati, non siano in grado di capire qual è chi è nel giusto e chi invece li prende per il naso. Secondo me è un'impostazione che è offensiva nei confronti dei veneti, nei confronti degli elettori. Cioè, gli elettori sono comunque, i nostri concittadini sono comunque il faro che guida l'attività amministrativa del nostro partito sul territorio. L'attività che fanno i nostri sindaci, i nostri consiglieri, facciamo noi in regione, è un'attività che ha un unico obiettivo, quello di far migliorare la qualità di vita dei veneti e ascoltare i veneti. Questo è il nostro obiettivo, questo è quello che facciamo. Quando sento dire certe affermazioni dagli esponenti del PD, con tutto il rispetto, ognuno fa politica come meglio crede. Io non credo ci sia da far cambiare mentalità ai veneti, io credo che ci sia l'obbligo per chi fa politica, per chi fa amministrazione, di ascoltare e di avere l'umiltà di saper ascoltare. Questo penso sia la grande differenza tra noi e il PD. Resta con noi? No, vi devo lasciare purtroppo. Ok, allora Alberto Villanova, grazie per essere stato con noi, grazie davvero. Allora, benvenuto a Roberto Grigoletto, Partito Democratico. Cosa dice di questa disamina di Villanova? Ma se fosse vero quello che Villanova dice, avrebbe ragione di sostenere che il PD sarebbe presuntuoso e offensivo nei confronti dell'elettorato. Così non è. Mi sembra sia un topos questo tipico della Lega, che è quella appunto di incolpare il PD di essere questo, di non poter essere quest'altro, e anzi a volte di trattare il PD da usurpatore quando invece conquista delle amministrazioni. Insomma, ne tengono testimone anche a Treviso. Mi sembra che umiltà e accettazione anche del risultato qualche anno fa la Lega non ha assolutamente dimostrato, tanto per dire, nel comune capoluogo. Quindi no, io rifiuto queste impostazioni, mi sembra sia la solita giustificazione appunto della Lega. Io credo che il voto comunque vada sempre rispettato e gli elettori non sbaglino mai. Certo, ogni occasione è l'occasione per rivedere evidentemente qualche cosa. Non riusciamo forse a farci capire? Io penso di sì, io penso che sia vero che il PD probabilmente non riesce a farsi capire e che magari cerca, come diceva anche prima, sentivo il segretario provinciale Zorzi, cercare di alzare un po' anche l'asticella, portare su temi che siano oltre, voglio dire, il concreto, per quanto importante, insomma. Dare delle indicazioni di sviluppo nelle città, del paese, e non soffermarsi sulla rotonda, che peraltro è importante, e su questo devo dire, lo devo riconoscere, anche il PD deve comunque prestare sicuramente attenzione, perché quella gente credo che voglia a livello locale il bravo amministratore, e l'alta politica probabilmente la sente poco. E, dando uno sguardo a quello che sta emergendo, cosa dice per quanto riguarda il Partito Democratico? Insomma, sappiamo che adesso a Villorba dovremo collegarci con Lucio Zanato, vediamo. A Montebelluna i giochi paiono fatti, a Oderzo c'è da capire, ma ci collegheremo di nuovo con Luisa Bertini, ma il trend potrebbe essere quello. A Conegliano invece c'è forse il trend più interessante, perché si andrà molto probabilmente al ballottaggio e si apriranno 15 giorni davvero interessanti. Ecco, Montebelluna per voi era comunque una guerra difficile da combattere, o ci speravate?
Allora, avevamo un ottimo candidato dal mio punto di vista, una persona che conosco da molto tempo e credo anche, insomma, che molti anche moderati del cosiddetto centrodestra si potesse riconoscere in Loreno Miotto. Sinceramente io mi aspettavo un risultato diverso per quanto riguarda Montebelluna. Poi per il resto certamente non possiamo dire di essere contenti, mi pare evidente questo. Non è che ci aspettassimo chissà che cosa, ma sicuramente probabilmente una sconfitta, diciamo, non in questi termini. C'è da fare un bel esame, un ulteriore esame di coscienza. Mi sembra che il PD ne stia collezionando parecchi di esami di coscienza nel post elezioni e credo comunque ci sia da ragionare. C'è un dopo pandemia, certo, probabilmente la campagna come è stata impostata tutta quanta sul dare delle risposte, insomma, alle nuove sfide, anche nuove emergenze post della pandemia. Probabilmente oltre a questo comunque c'è da considerare, come dicevo poc'anzi, che a livello locale l'elettorato chiede degli interventi più di carattere così amministrativo immediato e sui quali dobbiamo attrezzarsi. Certo, voglio dire, è chiaro che chi governa da sempre questa dimestichezza, questa capacità, questa esperienza ce l'ha e quindi magari forse riesce a mettersi probabilmente più direttamente in sintonia con l'elettorato. Allora, Gabriella Basso da forse Costa Bissara o sei ancora a Caldogno? No, sono a Costa Bissara in questo momento. Ci dai qualche aggiornamento? Anche di Caldogno se ecco. vuoi. Sì. Allora abbiamo l'elezione a Caldogno di Nicola Ferronato, il sindaco uscente, con il praticamente 79%, si ferma invece al 21% la sua sfidante Marily Lunardello, quindi una riconferma appunto per Ferronato, che oggi era al lavoro, è un medico di base, quindi lui ha continuato a lavorare per tutta la giornata. Mentre qui a Costa Bissara siamo praticamente anche qua ormai addirittura d'arrivo. Alle mie spalle, vedete, adesso vediamo se riesco a farvelo vedere, c'è il candidato sindaco che è vice sindaco di Costa Bissara, vediamo se riusciamo a portarlo con noi, vediamo un attimo se magari ci concede, mi sposto anch'io. Buonasera, le lascio l'auricolare che così magari può anche lei interloquire con lo studio. Mi dica. Allora, intanto sì. Si presenti allo studio. Sono Giovanni Maria Forte. Giovanni Maria Forte, candidato sindaco del gruppo Proposta per Costa Bissara. Esatto, praticamente siamo alla fine, abbiamo vinto. Sì, siamo alla fine, non abbiamo i dati ufficiali, ma sì, siamo contenti, molto contenti. Molto contenti, a quanto siete in questo momento? Ma dovremo superare il 70%. E siete su quanti seggi al momento? Su 5, su tutti e 5. Su tutti e 5, quindi diciamo che manca solo l'ufficializzazione vera e propria. Certo, ecco. certo. Quindi una continuità con la passata amministrazione, certo, che tra le mie spalle c'è l'ex che sarà vice sindaco. Quindi la squadra è già formata. È già formata e tutti gli altri sono brave persone, bravi consiglieri, preparati, che seguono da anni l'attività amministrativa. Benissimo, se da studio ci sono domande? No, va bene così, era solo un flash e quindi per me va bene così. Grazie allora, grazie a Gabriella Basso da Costa Bissara. Grazie con la nuova amministrazione. Fra qualche minuto Cristian Arboiti invece ci dovrebbe mostrare in diretta la stretta di mano tra i due candidati di Montebelluna e quindi tra Adalberto Bordin e Loreno Miotto, che sancisce di fatto la vittoria del centrodestra, che si conferma alla guida di Montebelluna. Allora aspettiamo questi 5 minuti prima di collegarci con altri nostri inviati. Dicevamo prima anche con Crosato, adesso si aprono 15 giorni importanti, soprattutto a Conegliano, perché quello pare il trend. È una realtà molto particolare, proprio perché rispetto ad altre situazioni Forza Italia è fuori dall'alleanza compatta fra Fratelli d'Italia e Lega. Insomma, su Di Gaspero voi puntate molto? Sì, onestamente speravamo anche molto di più, o molto meglio, nel senso che le divisioni nel centrodestra, nel campo avversario, ci inducevano insomma a prevedere un risultato oggettivamente diverso. Quella spaccatura insomma era evidente e quindi non è riuscita a incunearsi in quella ferita aperta. Credo di no, e questo però così a caldo, quindi un commento peraltro oltre che estemporaneo anche molto
personale. Io penso che, come sempre nelle tornate amministrative, è chiaro che il gioco lo conduce il candidato, un candidato che deve essere sentito, un candidato che deve essere in qualche modo conosciuto, ma conosciuto non soltanto di fama, conosciuto proprio nella realtà, nel tessuto proprio del territorio. Non lo so se la Di Gaspero abbia avuto il tempo di poter fare questo, probabilmente forse ha pagato un po' anche questo aspetto, a mio avviso, che è fondamentale per le tornate Sarebbe stato forse meglio un'altra figura, secondo lei, più conosciuta nel territorio? Beh, a posteriori, voglio dire, col senno di poi, si può dire assolutamente di sì, diciamo di sì, così chiaramente non rischiamo di sbagliare in questo momento. Prima è sempre difficile immaginarlo, certo poteva rappresentare anche la novità, una donna, certamente con delle esperienze, con delle competenze, però probabilmente l'elettorato forse questo, ripeto, è un commento personale, non l'ha forse compreso. Restiamo a Conegliano, vedo Lina Paronetto, però ecco, faccio anche segno a Francesca Bozza, quando riusciamo ad avere in diretta anche la stretta di mano a Montebelluna con Christian Arboit. Lina Paronetto a Conegliano con il presidente di Ascomcommercio, Federico Capraro. Buonasera. Grazie Nicola, sì, come hai detto tu siamo con Federico Capraro, coneglianese doc, peraltro ha seguito questa campagna elettorale e appena è arrivato l'appuntamento qui ci ha subito detto scocciato per l'affluenza, è vero? Ma in parte deluso come coneglianese, deluso anche come uomo che come tanti altri si impegna nell'associazionismo, si impegna per la comunità. Ecco, credo che la comunità di Conegliano avesse la possibilità di dare un segno decisamente più forte, una chiamata al voto, qualsiasi esso fosse, ma che voleva dire tanto in questo momento, invece una Conegliano che ancora noi non siamo riusciti a coinvolgere e quindi credo che dobbiamo porci un interrogativo. Guardiamo il coneglianese, ma guardiamo anche noi. Dobbiamo assolutamente capire, trovare la soluzione per portare il coneglianese a partecipare alla vita politica della città. Qui tra l'altro si profilano, stando ai numeri che ci sono adesso, sempre parziali, ma insomma l'andamento pare essere questo, si profila un ballottaggio, si profila un secondo turno. Beh, se si profila un secondo turno si profilano altre 2 settimane di confronti. Sono state settimane di confronti importanti, di livello come in passato non c'è stato e quindi sicuramente positive. Devono essere 2 settimane in cui tutti insieme, non solo coloro che sono impegnati in questa sfida elettorale, tutti insieme riusciamo a coinvolgere i coneglianesi e a portarli a votare almeno per il ballottaggio. Questo è un impegno che dobbiamo prenderci tutti. Anche perché si viene da un anno di commissariamento, quindi doveva esserci un interesse anche maggiore, no? Ma proprio per questo, si viene da un anno di commissariamento, si viene da 2 anni di pandemia, si viene da tanti temi discussi da tanto e forse troppo tempo e si viene anche finalmente a poter fare un ragionamento di rete, di insieme, anche con tante altre realtà. È il momento di votare. Senta, voi come candidati, adesso stiamo guardando quelle che sono le proiezioni dei numeri in questo momento, con Garbellotto dato al 38-39, Fabio Chiesa al 31, insomma lo stacco un pochino si sta riducendo, Di Gaspero al 25 e Lorenzo Damiano al 3,64, lì siamo proprio su altri numeri, ma insomma voi avevate fatto come categoria anche con gli artigiani delle richieste a questi candidati, no? Anche ai 2 che dovessero rimanere per il ballottaggio, cosa chiedete? Ma le richieste portavano all'attenzione il turismo come volano di sviluppo economico per tutti gli altri settori in una realtà che è patrimonio UNESCO. Tutto il tema della demografia e della residenzialità per una Conegliano che deve tornare a vivere e tutto il tema delle infrastrutture, cioè di tutto ciò che serve per rimettere in moto la nostra realtà cittadina. È chiaro che tutto questo lo si fa condividendo e quindi facendo partecipare le associazioni, i cittadini stessi, tutti gli ambiti della politica indipendentemente dai colori e dalle posizioni, proprio perché in questo momento più di sempre c'è bisogno di tutti. Ecco, per cui qual è l'appello a chi dovesse sfidarsi per questa poltrona anche appunto tra 15 giorni? L'appello è quello di impegnarsi perché questa città abbia il ruolo che merita. Abbiamo visto tra i candidati c'è anche chi ha già cominciato a intessere, no, dei rapporti anche con il resto del territorio. Ma credo che l'appello ai cittadini sia chiaro, fra 2 settimane al voto.
L'appello agli sfidanti è sicuramente questo: Conegliano non è un'isola e il valore di Conegliano è un valore per i territori contermini e il valore dei territori contermini da Venezia a Cortina è un valore per Conegliano, per cui assolutamente questo deve essere l'approccio per la Conegliano del futuro. Ecco Nicola, questo era Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio. Non so se magari Capraro voglia dire qualcosa in più a livello provinciale. Abbiamo visto già tante sfide risolte, anche chi rischiava magari il ballottaggio, per cui cominciare a lavorare subito, immagino sia questa un po' la richiesta. Ma questo è assolutamente il segno della partecipazione su Conegliano e sugli altri comuni non è poi tanto diverso, quindi questo è un ragionamento che vale per tutti. Alcune sfide erano sfide più sulla carta in realtà, per cui questo accelera assolutamente i tempi per mettersi al lavoro, e chi è al fianco di queste realtà, come le associazioni di categoria, come i singoli cittadini, come le imprese, sono pronti perché non c'è assolutamente tempo da perdere. Tra l'altro c'è la scadenza del 15 di ottobre che sarà un po' uno spartiacque, no? Sì, ci sono delle scadenze che sono anche, oltre che delle tappe, dei segni forti. È importante arrivare a queste scadenze con il segno chiaro dell'inversione di rotta, della determinazione nel voler prendere in mano alcune scelte. E metà ottobre per le imprese in particolare, per i lavoratori in particolare, è una scadenza importante, per cui facciamo scudo insieme e muoviamoci insieme. È solo così che riusciamo a riportare questo territorio dove merita. Grazie allora a Federico Capraro, restituisco la linea allo studio. Grazie Lina. Grazie Lina, a Simone Merlo e a Federico Capraro. Allora, prima apritemi una finestra se possibile, grazie, eccolo qua, a Montebelluna con il nostro Christian Arboit. Christian, la stretta di mano? Eccoci, ci siamo, perché fra qualche istante dovrebbe esserci la stretta di mano fra Adalberto Bordin del centrodestra e Loreno Miotto del centrosinistra. Diciamo che il risultato è eclatante al momento, siamo all'incirca su un 66% per Bordin, un 33% per Miotto, lo stesso Miotto che un'ora e mezza fa ai nostri microfoni di fatto ha ammesso con molto fair play la sconfitta e che è qui appunto in attesa di Bordin per la stretta di mano. Ricordiamolo ad Alberto Bordin, che è stato allievo di Miotto, perché Miotto è insegnante di religione alle scuole medie di Biadene, quindi lo ha detto anche come battuta poco fa lo stesso Miotto, l'allievo ha superato il maestro, siamo pronti per l'opposizione. Bordin, che si presentava con una lista classica di centrodestra, sostenuto da Grande Montebelluna, lista civica, Lega per Salvini, all'interno della quale c'è anche il vice sindaco reggente uscente Elzo Severin, e poi appunto Fratelli d'Italia. Sarà molto interessante anche capire la distribuzione dei voti tra le liste, tra Lega e Fratelli d'Italia, particolarmente vivace qui sul territorio montebellunese. L'affluenza è il vero dramma per certi versi, non solo a Montebelluna, ne abbiamo parlato prima anche con l'ex sindaco Laura Pupato del Partito Democratico, dal 57% della precedente tornata amministrativa al 47,2, poco più di questa tornata, un dato che è anche più basso di quello provinciale, e quindi tutti i candidati, ormai non più candidati, forse visto il dato, dovranno riflettere proprio su questo dato. Aspetta solo un attimo, ti mostro in tempo reale quello che sta succedendo. Come vedi qui c'è Miotto, c'è il candidato esattamente che sta aspettando il Bordin, c'è anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Tommaso Razzolini e Elzo Severin, che allora solo un attimo cerchiamo di intervistare, perché appunto Elzo Severin, sindaco reggente uscente ma particolarmente attivo e anche rientrante come consigliere a questo punto con ogni probabilità. Severin. Questo si vedrà dalle preferenze.
Comunque il mio commento così a caldo è soprattutto di una grande delusione per la scarsa affluenza alle urne. Abbiamo avuto il 47-33% di affluenze e io sinceramente mi aspettavo di più, anche perché con tutto quello che abbiamo fatto in questi 10 anni di governo della città credo che ci meritavamo un maggior numero di presenze al voto. Resta quindi un'amarezza da questo punto di vista. Certo, assolutamente. Allora... Mi consola un po' il fatto che a livello nazionale c'è stata una scarsa affluenza anche a livello nazionale. Cristian, ti devo fermare un secondo, Cristian. Sì. Allora, siccome io devo dare la pubblicità fra poco, secondo te quanto potrebbe mancare alla stretta di mano? Ma guarda, penso sia solo una questione tecnica, perché dicono che Bordin stia arrivando, ma comunque guarda, ti chiederò la linea. Allora, facciamo così, andiamo in pubblicità velocemente, così poi abbiamo la possibilità di non interromperci. Rieccoci in diretta, abbiamo sempre il nostro Christian Arboit, che è la nostra piccola vedetta di Montebelluna, per vedere se arriva questo scambio di mano tra Bordin e Miotto. Volevo solo darvi dei veloci aggiornamenti, ma lo faccio direttamente dal sito del Ministero. Per quanto riguarda Conegliano, 4 sezioni su 35 con Piero Garbellotto, centrodestra 38 e 81, centrodestra diciamo Lega, Fratelli d'Italia e Civica, Fabio Chessal 30 e 98, Francesca Di Gaspero 25 e 41, quella formazione che porterebbe di fatto al ballottaggio. Poi andiamo a Oderzo, altro comune importante, 2 sezioni su 20 ufficiali, Maria Scardellato a 69 e 61% contro Marco De Blasis, Movimento 5 Stelle, Oderzo Bene Comune al 30 e 39, quindi anche qui pur essendo, scusate, 4 sezioni su 20, anche qui pur essendo poche sezioni, insomma il trend sembra essere quello, ma ovviamente poi vi daremo l'aggiornamento, quindi centrodestra anche verso Oderzo. Per quanto riguarda Villorba, 3 sezioni su 17, Francesco Soligo, il centrodestra 49 e 86, quindi a un passo dalla soglia che potrebbe portarlo a vincere al primo turno, ma appunto si gioca sul filo delle percentuali. Alessandra Calegari, centrosinistra, a 23,50, Camilla Girasole al 10,56, quindi la partita più aperta da questo punto di vista per un primo turno è quella di Villorba. A Volpago del Montello ha vinto Paolo Guiz, quindi centrodestra. A Porto Buffolè è riconfermato Andrea Susana. A Montebelluna di fatto nel sito del Ministero siamo ancora a 7 su 28, ma di fatto è incolmabile il gap di Adalberto Bordin e fra poco dovremo vedere la famosa stretta di mano che ci ha promesso Christian Arboit. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda il Trevigiano. Vediamo, mi tenete aperto così lo posso vedere l'immagine di Christian. Christian, si sta approssimando questa stretta di mano? Si sta approssimando, diventerà realtà a breve. Intanto è arrivato un big della politica montebellunese, già sindaco, e sicuramente vorrei la sua analisi, se sei d'accordo. Marzio Favero è qui con noi. Ecco qua. Buonasera. Buonasera. Eccoci qua, Favero. Allora, un commento a caldo del voto. Penso che sia stato il riconoscimento di 10 anni di lavoro serio al servizio della comunità, di un disegno strategico che è stato sviluppato avendo il coraggio di affrontare scelte che all'inizio sembravano impopolari, penso alla pedonalizzazione oppure al grosso investimento di 14 milioni di euro per l'edilizia scolastica. Oggi la gente vede altri progetti avanzare, per esempio il sottopasso ferroviario, forse l'opera pubblica più attesa in città negli ultimi 50 anni. E la gente ha capito che c'è una squadra di persone che con umiltà, serietà e competenza per 10 anni ha servito alla città e ha voluto riconfermare la fiducia a questa squadra, così molto semplicemente. Abbiamo avuto umiltà, professionalità e io spero che adesso Adalberto possa portare avanti il nostro disegno nei prossimi 10 anni. Adalberto l'ho scelto io 10 anni fa come assessore al bilancio, non era ancora iscritto alla Lega, era un esterno, ha fatto bene il suo compito. 5 anni fa gli ho chiesto un passo indietro, cioè di fare il capogruppo della Lega per imparare a gestire un gruppo di persone, perché poi la politica è fatta anche di relazioni, di mediazioni, e oggi Adalberto è in grado di portare avanti il nostro lavoro con competenza, con serietà e l'invito che gli faccio con grande umiltà, perché quando si diventa sindaci si diventa
in qualche modo persona al servizio di tutti, non solo di coloro che ti hanno eletto. Resta collegato, Cristian, che adesso devo salutare. Fra pochi minuti finisce questa prima parte del nostro speciale elezioni, ma vorrei riuscire a vedere in diretta questo stretta di mano, però vorrei anche far chiudere l'analisi finale ai nostri due ospiti. Nel frattempo a Chioggia 4 sezioni su 50, Mauro Armelao è al 59,9%, quasi il 60%, davanti a Lucio Tiozzo al 18,41% e a Daniele Stecco, candidato del Movimento 5 Stelle che hanno governato nell'ultima tornata amministrativa, al 9,82%, quindi Armelao quasi al 60%. Si è detto prima, allora, al di là di quello che accadrà a livello di ballottaggio, vittoria primo turno eccetera, il dato che rimarrà oggi è quello dell'affluenza ed è un dato nazionale, perché sto vedendo in questo momento sull'ANSA, ci sono le varie statistiche, a livello nazionale è così dappertutto. Certo ci sono poi a livello provinciale, regionale, dati importanti e la Marca Trevigiana su questo è tra i più bassi. Ci si chiederà per giorni cosa è successo, perché abbiamo avuto delle risposte dalle varie analisi, cosa dovrà cambiare, soprattutto per il ballottaggio. Beh, cosa è successo? Secondo me è una storia lunga, perché il calo alle elezioni, ai seggi, all'affluenza, voglio dire, è ormai storico, insomma c'è uno storico importante che abbiamo alle spalle. Certo è peggiorato molto sicuramente in questa tornata, come giustamente diceva, a livello nazionale e soprattutto anche a livello locale. Diciamolo, erano elezioni poco sentite, perché effettivamente anche gli addetti, chiamiamoli così, ai lavori, insomma al di là di quelli che erano impegnati nella campagna elettorale, queste elezioni le ha sentite poco. Poi certo, sentivo alcuni commenti, penso in parte che di poter condividere alcune considerazioni. La pandemia credo che abbia avuto abbia provocato questo tipo di conseguenza, nel senso che probabilmente gli elettori, i cittadini in questo periodo sono preoccupati di uscirne anche da situazioni molto difficili sul piano personale, sul piano lavorativo, sul piano anche della salute, e probabilmente la politica è altro. Che cosa c'è da fare? E concludo probabilmente che la politica deve cercare di dimostrare di saper dare risposte davvero ai bisogni più concreti e reali delle persone. Se i cittadini, se gli elettori non percepiscono da parte della politica, da parte dei politici questo tipo di interesse, ma soltanto la volontà, il desiderio di occupare dei posti, è chiaro che la disaffezione alle urne continuerà a essere quella che abbiamo visto anche in questa tornata. Sentivo delle voci in sottofondo, non so se era il nostro Christian Arboit, vi chiedo magari se mi lasciate, così lo vedo io, in preview, se la situazione sta cambiando a Montebelluna, giusto per capire se c'è questa famosa stretta di mano, anche a Crosato, ne abbiamo già parlato prima nella precedente fascia, però adesso ci sono 15 giorni da affrontare, molto probabilmente a Conegliano. A Conegliano, sottolineava prima anche Capraro, fa ancora più specie questa disaffezione o comunque questa mancata affluenza in un comune che aveva visto cadere l'amministrazione, quindi aveva voglia probabilmente si pensava di scegliere un sindaco dopo che per 2 anni c'è stato un commissario prefettizio, e invece è andata diversamente. Imprevedibile come cosa. Sì, assolutamente, anche se rispetto al trend provinciale leggermente superiore, questo perché anche dove c'è un minimo di bagarre comunque c'è la possibilità di aprire a delle persone, quindi altre persone che vanno a votare. Forse è lì il problema in tutta la provincia, che ormai si è formata due poli opposti, centro-sinistra e centro-destra, e quindi non c'è più quella componente civica o altre esperienze che poi portavano gente a votare. Comunque c'era un insieme di liste e credo che quello sia la cosa più difficile. Dovremo comunque nei prossimi 15 giorni raggiungere più persone possibili. Il post-Covid, come prima è stato detto, assolutamente incide in tutto ciò, è difficile fare qualsiasi cosa, però dovremmo assolutamente tornare ad appropriarci dei nostri spazi elettorali, le piazze e quant'altro. Chiudo e lo chiedo a tutte e due. Dopo avremo Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle, non abbiamo ancora avuto ospiti del Pentastellati in questo pomeriggio, ma l'avremo fra poco, più tardi.
La disgregazione del Movimento 5 Stelle, la sparizione in qualche modo di buona parte, insomma, dei protagonisti anche territoriali dei 5 Stelle, anche alle comunali, per quanto poco il Movimento 5 Stelle si sia speso in questi anni nelle comunali, però aveva conquistato Chioggia, conquistò Mira e Sarego precedentemente. Quella disintegrazione di quel polo, quella crisi del Movimento 5 Stelle può aver influito, nel senso che un elettore magari del Movimento 5 Stelle non è andato a votare per il centrodestra e il centrodestra, è rimasto a casa, oppure secondo voi è conflitto da qualche altra parte. Può esserci anche quello a spiegare un'affluenza così bassa, o è troppo politica come analisi? Tutto da vedere. Certamente non mancheranno adesso i commentatori e gli studiosi dei flussi elettorali. Non lo so, sinceramente io penso che il Movimento 5 Stelle si sia polverizzato già da tempo, sia in crisi, e quindi di fatto non è più una offerta appetibile sul mercato della politica ormai già da tempo. Quindi non lo so sinceramente se erano rimasti a casa gli elettori dei 5 Stelle. Io penso che siano stati rimasti a casa indistintamente, insomma. È un problema, secondo me, e concludo con questa osservazione, è un problema comunque pensare che meno del 50%, meno della metà vada a scegliere una amministrazione. Mi domando oggettivamente quanto valga la rappresentatività. Certo, siamo in democrazia e si vince, queste sono le regole, però è un problema che comunque chi governa deve comunque porsi. Allora, velocissimo, 1 minuto, 2 minuti al massimo, perché devo andare in pubblicità, però a Conegliano c'è Francesca Di Gaspero con la nostra Lina Paronetto. Lina, 1 minuto e mezzo, perché devo andare in pubblicità. Eccoci Nicola, velocissimi. Vai. Ho capito, 1 minuto e mezzo. Allora, Francesca Di Gaspero, intanto l'affluenza voleva subito commentare velocemente. Sì, è un po' un dispiacere sapere che solamente il 53, mi pare, per cento dei coneglianesi è andato alle urne. C'era la possibilità di cambiare. Il dispiacere è appunto che non tutti hanno voluto cogliere questa opportunità. Ecco, parliamo del suo risultato. È comunque un 25% parziale in questo momento, ma insomma è un buon risultato. Lei è espressione del centro-sinistra, il Partito Democratico, anche i 5 Stelle, e potrebbe fare la differenza in un caso di ballottaggio. Ma allora, innanzitutto commenterò a dati ufficiali, perché adesso sono dati comunque parziali, devono entrare alcune sezioni importanti di Conegliano e quindi voglio commentare alla fine. Potrebbe sempre riprendere il secondo? Non si sa mai, commentiamo i dati certi. Quello che voglio commentare è che questa esperienza è stata un'esperienza condivisa con tutta la coalizione, e in rappresentanza dei partiti ci sono il Partito Democratico, i 5 Stelle, una quota dei Verdi e di Azione, e tantissime persone civiche. In queste ultime 3 settimane abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo cercato di dare il più possibile e cerchiamo di adesso vediamo cosa possiamo raccogliere, insomma il risultato che possiamo raccogliere. Quindi non ci sbilancia nel caso di un ballottaggio? No, quello che posso dire è che in questo momento la sicura figura al ballottaggio è Piero Garbellotto, a cui vanno i miei complimenti, perché in questo momento lui è in testa. Benissimo, la risentiremo naturalmente più tardi. Grazie a Francesca Di Gaspero, restituiamo la linea. Grazie a Lina Paronetto, grazie a Francesca Di Gaspero. Allora io vi lascio adesso qualche istante di pubblicità, poi il telegiornali del Veneto, di Venezia e di Treviso. Ovviamente tutti i telegiornali avranno gli aggiornamenti con i sindaci, i nuovi sindaci e nuovi aggiornamenti dello spoglio del voto, con ancora nuovi collegamenti. Noi per lo speciale ci rivediamo subito dopo il telegiornale di Treviso intorno alle 20. Allora, pubblicità e poi i telegiornali.